Amici bellini, ci siamo, leggete bene, non spoiler please, Napoli-Bologna real time, è importantissimo perché io ovviamente ho un occhio qua, poi c'ho un occhio là e cercherò di guardarli ogni tanto i commenti, ma voi parlate con i miei amici mod che vi dicono cosa fare, come comportarvi, perché io sono tesissimo, non so voi, ma io sono tesissimo. Saluto tutti quelli che vedo, non vi prendo nemmeno, vedo Polli, vedo Extreme, vedo Giuseppe Argento, vedo Mario Delle Vedove, Marco Tarantino, Amado Saba, Pierpaolo Pastore, Andrea Iovine, Roberto Ciambelli, a cui mando un bacio asintomatico, bene, però comunque è una rottura di cazzo, lasciamo stare. Matteo Fragnito, io continuo a dire Fragnito all'americana, prendila bene. Saluto il Pisello, saluto Falco, saluto Roberto Salatiello, saluto Giorgio Mele e a tutti quelli che non ho ancora visto, ragazzi. Vedo Gennà, vedo Emanuele Ciarlariello, Time Paradox, Maria Elena, Sciubecca, il sommo sacerdote, Mariano De Maio, Giampaolo, Vincenzo, Luciano. Ragazzi, benvenuti a tutti, lasciate dei like bene auguranti, perché è tosta, perché c'è Ospina in porta, poi parleremo un po' di tutto, non voglio anticipare niente, dobbiamo capire se andiamo di 4-3-3 all'inizio, perché con questi giocatori ovviamente si può fare anche il 4-2-3-1, lo vedremo subito. Maksimovic inquadrato in panchina, è pure una buona notizia, Bakayoko che è stato recuperato in extremis che va in panchina. Il Bicarbo Napoli, attenzione. Sì, si può arrivare anche a 100 like per cominciare, giusto per cominciare, per gradire. Poi non so chi di voi ha visto lo spettacolo del mio babbo in streaming su il teatro in rete, è stato divertentissimo, poi ci saranno delle repliche, ne parliamo, poi vediamo se magari passa anche di qui, poi ce ne accorgeremo, vediamo un pochino. Buonasera Jack D, buonasera Vincenzo Enzo da Roma, benissimo, la diretta per me ragazzi è un momento grave, nel senso, io lo sapete, la devo vedere con i miei rituali, farmi le cose, scrivere le cose sul tacchino con Chat che mi porta il caffè, però oggi la facciamo così, me la sento perché comunque è partita tarda e tra postare la reaction e poi dopo andare live ci avremmo messo troppo tempo e vediamo un pochino. Meret che c'ha un tic, non so se era un occhiolino fatto apposta. Meret torna in panchina e questo sarà un tema da affrontare poi dopo a fine partita, però è sereno, sorride e vediamo un pochino come va. Vediamo un pochino, il Bologna non è mai una squadra da sottovalutare, corrono molto, però ovviamente non ci sono discussioni, non ci sono scuse, bisogna vincere assolutamente. Speriamo bene. Armando Rossi, rullo proprio, è quasi rullo, Aniello, Gregorio Paolo, mi hai messo su un piedistallo, Andrea Alfieri, sì, Gene Fummo, sì, Luigi Sorrentino, sì, Evelyn, grande Evelyn. Dai, 9 like, se tenete 9 like a volo prendiamoli, poi lo so che la maggior parte verrà dopo la partita perché ognuno ha i suoi rituali ed è giusto che sia così, scendono gli arbitri in campo, per me, a voi sono già scesi, quindi state calmi, stiamo calmi, che cos'è questa cosa, che cos'è? Io ho una somma tra le mani, mettetevi là,
citazione importantissima, Peppino De Filippo. Io mi sto facendo tutto il teatro di Peppino perché Edoardo non basta, Totò non basta, bisogna avere Edoardo di Peppino ed è saltato lo streaming. Benissimo. DAZN, cosa cazzo fai? Cosa succede? Qua stacco tutto, ragazzi. Vi avverto che se qualcosa succede sappiate che stacco tutto e torno subito a fine partita. Ve lo dico prima, adesso voi lo sapete, state calmi, io ho una somma tra le mani, state calmi. Perché qua vado in difficoltà, proprio a 45 si è da fermare tutto cosa, si vedeva tutto, spiegatemi il perché. Spiegatemi il perché, DAZN, maledetti, disonesti. Non mi vogliono far fare, e se non me lo vogliono far fare vado in seria, in grossa difficoltà, ma proprio grossa difficoltà. Ma voi mi capirete, cercherete di capirmi e risolveremo tutte le problematiche. Ok, ha ricominciato, tutto a posto, non è successo niente. Non è successo assolutamente nulla. Ok. Portiere in maglia gialla, back to live. Dai. Benissimo, siamo al centro del campo, dai. Sto imparando il tedesco, ovviamente, ma questo è un altro paio di mani. Ci vediamo dopo, che per chi ovviamente ha i suoi rituali e deve vederla con calma, e lo capisco benissimo, va benissimo, si può tranquillamente lasciare il like adesso, tornare dopo a seguire e vediamo un pochino come si va. Serie A team, Insigne, Ospina, Di Lorenzo, Gulam, Rachmani, Demme, Zielinski, Koulibaly, Politano, Fabian e Dries Mertens. Non scherziamo proprio, non facciamo scherzi. Vediamo se la formazione è questa qua con il 4-2-3-1 oppure se sono 4-3-3, perché gli uccellini mi parlano. Quando gli uccellini mi parlano è così. Buonasera Bala Night. Ogni tanto giro e guardo, ragazzi, ma lo so che non posso guardare. Buonasera Maxi Napoli, buonasera Vincenzo Notari Giacomo. Non ti preoccupare. Chi deve può tornare dopo. Lasciate il like e tornate dopo. Il like è beneaugurante a prescindere, come dice Flavio Benevento. Vi spiega che è a prescindere. Va benissimo così. Buonasera Walter Russo, buonasera amici miei, buonasera Germano, ho letto anche Germano, Giuseppe Vespero, Paolo Delle Donne, Angelo Nozzolino, Stellina Napoli. E gli uccellini, e non i polli, no, perché i polli sono i polli. A centrocampo c'è Poli, non Polli. La nostra moderatrice è Polli, non Polli. E gli uccellini mi parlano e non sono i polli, sono degli uccellini informati. E vediamo un pochino. Giovanni Greco, Luca Battista, Sergio Giordano, Crazy Alex, Alessandro Tattoli, il dente avvelenato. Giuseppe Vespro l'abbiamo già salutato, tutto bene, Antonio Langella, Giuseppe Alberti, Giacomo Faraone, Metal Master, buonasera a tutti ragazzi. Sì, Aniello, non ti preoccupare, rimaniamo anche dopo la live, ovviamente ne dobbiamo parlare. Ci saranno collegamenti, ovviamente, con Saverio Solido, c'è un minuto di silenzio, non sono informato al riguardo, ma non importa. In tedesco lui l'avrà spiegato per chi è, ma io... Vai di parmigiane, vai. Shiny Yasha. Qualcuno dirà in chat, cugino Marco Sellini, Maronami, come tu volessi in attacco nel Napoli, ragazzi, voi non avete idea Marco Sellini com'era forte. Ale Bisco, buonasera Antonio Rea, buonasera a tutti. Qualcuno dica agli altri in chat perché il minuto di silenzio. Spiegatemelo bene. Dai.
come la vedo la formazione, devo capire se sono 4-3-3 o 4-2-3-1. I giocatori mi sembrano abbastanza logici, messi in campo logici, poi dobbiamo vedere in che forma si trovano, perché ancora comunque li stiamo recuperando piano piano, ecco. Ancora non è la famosa settimana tipo di cui tutti parlano. Denisa Mihailovic si è esaltato, il telecronista tedesco. Dai, perché tentenna lo streaming tentenna? No, ma non ha importanza. Non avrà nessuna importanza. Nessuna importanza. Maledizione. Maledizione. Io vi devo spiegare una cosa poi dopo, ma ve la spiegherò dopo. Una cosa su Gattuso, sull'ambiente, sui giornalisti e su di me. Lancio di Koulibaly, lungo, verso Di Lorenzo, si attacca. Siamo tornati a fare il Napoli di Mazzarri, quindi non ci cerca per forza il palleggio, il tiki taka toki tuki taki, ma si attacca direttamente. E ci può stare, perché dai subito un'idea di aggressività. E recuperiamo palla, il Bologna in affanno la mette in fallo laterale. Dai. Bisogna essere aggressivi, perché il Bologna non è una squadra irresistibile. Bravo Di Lorenzo che l'ha bloccata, ma il Bologna riparte. Adesso è Dem superato, ora è Palacio, stiamo attenti a Palacio, la gira dall'altra parte e Ghoulam anticipa di testa il suo avversario, così, perché di testa Ghoulam può anticipare il suo avversario. Dai Koulibaly, ancora per Ghoulam. Fallo su Ghoulam. Attenzione, Gil già è cagionevole. Vacci piano. De Silvestri. Poca roba, questo fallo, poca roba, ma ci può stare, dai. Rachmani verso Di Lorenzo, dai. Fabian. Allora, ancora non ho capito, ma mi sembra 4-3-3 al momento, vedo molto più indietro Demme rispetto a Zielinski e Fabian, che possono essere mezzale. Vediamo un po'. In questo momento così mi sembra, perché non sono in orizzontale. Ghoulam affrontato da un avversario, arriva il cross, Rachmani anticipa di testa, il Bologna resta in possesso di palla. Mamma mia come ho dormito male, lancio sventagliato e c'è un tentativo di Palacio controllato da Di Lorenzo con qualche sbracciamento. Facciamo attenzione a queste cose. È un errore in controllo di Zielinski. Facciamo attenzione a questi sbracciamenti perché non vedono l'ora. Facciamo attenzione. Mertens prova ad accennare un primo pressing sul portiere. Ora è Zielinski più avanzato, vicino a lui, quasi in forma di 4-2-3-1. Ancora un buon colpo di testa di Ghoulam. Va Mertens a cercare di disturbare il difensore. Recupera il pallone Mertens per un attimo, ma riparte il Bologna. Se non siete iscritti ancora al canale, siete completamente pazzi, fatemelo ricordare, perché noi qua facciamo questo ed altro. Avanza il Bologna, scivola Politano, c'è un primo pressing, Politano va a vuoto, la palla è uscita, fallo laterale per il Napoli. E quindi se siete nuovi, potete salutare i moderatori. Attenzione, controllo orientato di Zielinski, il passaggio quasi fallo, vabbè, fallo di Zielinski, l'arbitro concede il vantaggio.
Giostra il pallone ora con i difensori, cerchiamo di accorciare con un pressing un po' più alto per non farli ragionare, ci può stare, però Demme sta troppo avanzato, è un pressing un po' confuso in questo momento che non mi piace, con 2 triangoli se ne sono andati, non mi piace, va detto, il pressing del Napoli non mi piace. Non mi sta piacendo perché non lo capisco. Se non lo capisco, vai Fabian, bravo Fabian, dai, sta solo lui, non lo aiutano, non lo seguono, arriva Mertens, Fabian va da solo in aria, e in aria devi solo segnare 3 ore, qua, tira a porta di una lentezza esasperante, sei riuscito ad arrivare solo tu e non tiri, è una cosa incredibile. Da solo, vai, cioè, l'avevi superato, qua, tira a porta, che stai aspettando 3 ore con quel piedino, Madonna mia. Calcio d'angolo per il Napoli, batte corto Insigne per Gulam, ancora Insigne, serve in questo momento Zielinski, il pallone verso il centro, anticipato Koulibaly, ora è Politano. Prova a ripartire il Bologna, ma c'è Demme che fa buona guardia. Ora è Fabiano sul versante di destra, il cross al centro, è rimasto Koulibaly al centro. Attenzione, colpo di petto e sforbiciata di Koulibaly. Per i fotografi non molto efficace, non credo che potesse essere molto pericolosa, quasi dal limite dell'aria, e si blocca tutto. Speriamo di riprenderlo subito, altrimenti vado in grossa difficoltà. Noi vogliamo fare questi esperimenti, vogliamo vedercela vicino, voi vi vedete la vera reazione, la reazione verace, la reazione senza manco editing, perché è la cosa più bella. Però se non funziona, immagino la partita, la priorità è la partita, non è nemmeno il canale YouTube, assolutamente. E se non riparte, passiamo ai pezzotti, telefono il mio amico dei pezzotti e... No, non si fa. Tengo l'account ufficiale perché avesse a fare i pezzotti, assolutamente. Vi piacciono le maglie? Ah, si è ripreso. C'è stato un po' di fazzoletto di Sfaccimma che abbiamo perso palla, il Bologna adesso prova ad attaccare. Fatemi capire questo fazzoletto che non ho visto. Quindi ovviamente si ritorna un po' di fazzolettino, fa buona guardia Gulam e lascia scorrere sul fondo. Dai. Mancano 10 secondi al 7° minuto di gioco, un'occasione per il Napoli clamorosa con Fabian Ruiz, continua il fazzolettino, il lancio di Ospina è preda di un difensore del Bologna che ora prova ad impostare questa altra azione d'attacco, buona l'uscita di Ospina alta ad anticipare l'attaccante del Bologna e ancora la mettiamo a terra per Koulibaly. Ma il Bologna fa un pressing alto, quindi mi sembra quasi, insomma, vabbè, ma d'altra parte buono il velo di Zielinski per Mertens, che allarga dall'altra parte, ma Politano aveva, in questo momento in fase centrale, di prima di Lorenzo verso Politano, circondato da avversari, era buona l'idea? Era buona l'apertura di Mertens per Di Lorenzo, si sono capiti bene e Politano aveva riempito l'area, stava andando verso l'area a riempire, ancora un passaggio, colpo di tacco, attenzione, gol incredibile di Lorenzo, mamma mia, Lorenzo Insigne, bellissima azione, colpo di tacco di Zielinski, e che cos'è? Dobbiamo subito aggiornare il banner. Dai ragazzi, dai, rivediamo questo replay. Fabian per il colpo di tacco di Zielinski l'ha messa proprio bellina lì, molto bellina, a giro, perché voi sembra, ma Insigne tira sempre a giro, ma si può tirare a giro anche basso lì nell'angolino che il portiere è spiazzatissimo. Insigne, real time, dai ragazzi, lasciate il like per questo gol di Insigne che credo sia completamente il capocannoniere del Napoli, ditemelo se non lo è, allora si può dire buon approccio, si può dire che Mertens è uno sfaccimma di centravanti importantissimo, si può dire.
Ora è Dem verso Fabian. Fabian che ha partecipato all'azione del gol, adesso sbaglia il lancio Fabian, intercettato da un difensore, ma riparte Zielinski che ho visto tenersi un pochino la gamba, speriamo non sia niente di strano, di grave. Il filtrante di Lorenzo verso Insigne che aveva fatto un buon taglio al centro, arriva leggermente in ritardo Mertens, azione quasi fotocopia del gol, con il movimento a tagliare e l'arrivo di un altro giocatore a chiudere. Il Napoli non ha gioco, il Napoli non ha idee, questo è quello che devono dire tutti quanti quando si deve per forza accanirsi. Io gli errori di Gattuso li ho detti uno per uno in ogni live e in ogni video, ma se si dicono le cose disoneste no, non ci sto, ma aspettiamo la fine, perché in base al risultato noi diciamo, capito? Perché siamo risultatisti? Non siamo risultatisti. Non siamo risultatisti. Gulam, bene, lascia sfilare. Il tacchino qua, segniamoci delle cose, Insigne, segniamoci che è 4-3-3, o almeno così sembra. Ora è Diego Demme in possesso di palla, allarga molto bene per Di Lorenzo che sta spingendo come un dannato, il cross di Di Lorenzo, c'è una leggera spinta su Politano che allarga le braccia, la voglio rivedere prima di gridare allo scandalo prima di gridare allo scandalo la voglio rivedere. Non si piange, però ricordiamoci anche quello che ci hanno fatto comunque col Sassuolo, perché quella comitata grida ancora vendetta. E adesso Insigne dice aspetta un attimo, non battere perché vediamo se il VAR sta controllando. Bene, questo è atteggiamento da capitano. Niente, l'arbitro dice vai, non è successo niente e voglio rivedere il replay. Permettete che non mi fido? Sì, posso anche non fidarmi perché non è detto. Non mi fido niente, non mi fido per nulla. Insigne in possesso di palla, si gira, cerca un compagno, lo trova in Koulibaly, ora serve Gulam verso... Ora è Dem, scambiano di prima i giocatori del Napoli, si torna da Rachmani. Io direi sin prisa, sin pausa, ragazzi, alla Benitez, senza fretta, però senza fermarsi mai, dobbiamo essere costanti nell'attacco, nel dominio, e vedrai che loro faranno qualche errore. Il lancio di Insigne verso Di Lorenzo, che è una freccia imprendibile oggi, si sta proponendo molto e sta creando pericoli da quella parte. Ora però il Bologna esce bene, buona la pressione di Fabian in questo caso, che insieme a Politano recuperano palla. Ora è Politano, lascia lì il pallone, quasi, non è riuscito il dribbling, ma fa bene, puntalo perché sono scarsi, puntali perché sono scarsi. Però escono bene con calma, c'è personalità del Bologna. Fabian resta lì in pressing, esce bene ma recupera Di Lorenzo ed è fallo. Ottimo il pressing stavolta del Napoli, ottimo, li abbiamo costretti, loro non volevano spazzare e ci sta, ma li abbiamo costretti al fallo perché siamo stati belli compatti in questo pressing. Io la vedo la spinta. La manina proprio, chi è? Palacio quello? Questo pelato, la spinta è leggera, ma la spinta c'è. Andiamo avanti. Se voi ritenete che quello fosse rigore, scrivetemelo nei commenti, lasciate un mi piace per gli arbitri. Ma tutto a posto. Mattonella Gulam per questo cross magari a rentare verso il portiere, una spizzatina che confonde tutti, vediamo un pochino. Insigne finta, Gulam non è verso la porta ma è un buon cross, attenzione arriva Politano, il tiro smorzato, un po' ciccato, riparte Palacio che si mette davanti col corpo, Demme lotta con lui, si ferma Palacio ma non c'è niente. Che ti firma a fare? Non ha fatto niente di male Demme. E adesso c'è Insigne addirittura in difesa che era tornato ad aiutare i compagni, si fa. Adesso ci dobbiamo risistemare in campo, Fabian verso Demme. Ora Zielinski è più avanti e Fabian è più vicino a Demme, quindi somiglia di più a un 4-2-3-1. Torna a somigliare ad un 4-2-3-1 con Zielinski più avanti rispetto a Fabian Demme. Bene.
Buona la triangolazione tra Insigne, Mertens e Fabian. Ora è Mertens che lancia Politano, è buona. Ah, non riesce ad agganciare col destro. Buona la verticalizzazione di Mertens. Buona la verticalizzazione di Mertens in questo caso. E ora il Bologna prova con questa verticalizzazione. Ospina esce ed anticipa tutti, la lancia direttamente in fallo laterale. Va bene, non c'è bisogno né di controllare né di rischiare, va bene, rimettiamoci, risistemiamoci. Scarpe bianche per Gattuso. Sono dei dettagli importanti anche le scarpe di Gattuso. Che cosa ne sapete voi? Cosa ne potete sapere voi? Allora, Palacio cerca di servire un compagno, ma Ghulam lo anticipa. Ora ritorna in possesso di palla il Bologna. Ghulam affrontato, viene puntato, ancora un cross da quelle parti. Di Lorenzo anticipa il suo avversario. Ora è Politano che rischia, tocca anche con la mano. Ha rischiato Politano qui. Sì, ci sta. E ci può stare anche un giallo qua. E forse è arrivato, sì. Mi è sembrato istintivo volontario. Ci può stare, facciamo attenzione qua. Allora, quello che vedo finora è che Ghulam sta un po' soffrendo le accelerazioni sulla destra, però poi in fase offensiva è importantissimo. Vediamo un po' con questo calcio di punizione, scivolano tutti, attenzione! Il Napoli prova ad uscire bene ora con Demme, si ferma, torna indietro da Ghulam. Attenzione ai tacchetti, dai, mamma mia ragazzi, e siamo solo al 16°, io non ce la faccio a fare arrivare fino alla fine, non ce la farò mai proprio mai. Demme verso Ghulam che non riesce, avanza troppo Ghulam, il passaggio di Demme è corto, non si sono capiti, pressing feroce di Mertens che arriva fino al portiere, brutto questo pennacchio ma non fa niente. Di Lorenzo di testa molto bene, Politano spinto da dietro, Koulibaly controlla bene il pallone di petto e di testa e poi serve Fabian, buono il passaggio verso Politano che ritorna da Fabian. Stiamo giocando bene ragazzi, stiamo giocando bene, permettetemi di dirlo. Ora è Demme, prova un'accelerazione, si ferma e serve Mertens che di esterno chiama Ghulam al gioco, no, perché non crossa, torna da Insigne, ora c'è Demme, ancora Insigne, il Bologna si rintana nell'area di rigore, ora è Fabian, controlla, serve ancora Insigne, è nella sua mattonella, cerca un filtrante per il movimento di Lorenzo che stava scappando dietro agli avversari, ma attenzione al contropiede. È uno solo, penso sia il famoso Soriano, c'è regola del vantaggio, Palacio, stiamo tornando indietro piano piano tutti o no? Lo stiamo annusando il pericolo che questi hanno fatto il contropiede? Sì, ok, siamo tornati finalmente, lentamente. Il famoso gatto Soriano, attenzione a Soriano che ho sapito, ci sono dei giocatori che contro di noi diventano sempre dei top player. Attenzione ancora, questo passaggio è troppo lungo e il Napoli respira un attimo. Bene. Come state? Io non posso vedere i commenti perché qualcuno può spoilerare, quindi non posso vedere chi siete. Però devo aggiustare anche questo, vedi? Devo aggiustare anche questo. Save. Boom. Per ora. Fazzolettino distrazione. Il lancio di Ospina verso Mertens, anticipatissimo, palla che ritorna tra le braccia di Ospina e ora è Demme che riceve, si gira e serve Koulibaly per Ghulam ancora verso Demme, cerca di chiudere il triangolo, la palla è leggermente lunga e il Bologna la butta in avanti senza troppo pensarci e Demme la può recuperare con calma. Il Bologna non accenna al pressing in questo momento, adesso sì, quindi pressing quando la palla arriva a Koulibaly parte,
Il lancio di Koulibaly che oramai sta lanciando costantemente, spesso sta lanciando. Attenzione a questo filtrante, buono il recupero di Koulibaly. No, si è fatto male Ghoulam. Si è fatto male Ghoulam, è uscito e quello tiro a porta palo! È incredibile! Perché Ghoulam giustamente sta fuori dal campo e questi stronzi non si fermano perché Ghoulam ha fatto proprio così. Il tiro di Poli, mamma mia, si segnava su gol le polemiche, mamma mia le polemiche. Fatemi vedere che è successo a Ghoulam sul cross di Palacio. No, questo è un altro replay che non ci azzecca niente. Fatemi vedere che cosa è successo a Ghoulam. Anche Zielinski continua a toccarsi questa gamba, voglio proprio capire. Palo pieno del Bologna, quindi qua Zielinski nel controllare. Mamma mia. Ce la siamo vista brutta, però continuo a non rivedere il replay su cosa è successo a Ghoulam perché devo capire perché si toccava il ginocchio. Il Bologna restituisce la palla. Però intanto ritirata. Volevo vedere si segnava che succedeva. Vabbè. Ghoulam è ancora fuori, vedo Insigne terzino. Che succede? Che succede? Ancora questo lancio su Politano, ma Politano è Kurt, non ci azzecca il lancio su Politano. Capisco che andiamo in difficoltà, ma vai il colpo di testa di Koulibaly a bloccare questo tiro. Controllo di Insigne non facile, ottimamente fatto. Rilancio di Koulibaly, cerca di aiutare Mertens ora con calma, ragazzi, perché siamo uno in meno ancora. Non vedo rientrare Ghoulam e ogni volta che la lanciamo perdiamo palla. Sta entrando Yusai. Benissimo, benissimo. No, ma siamo fortunatissimi. No, cazzo, no, cazzo, no, cazzo. Non ce la posso fare, ragazzi, non ce la posso fare. Non ce la posso mai fare. Quanto siamo sfortunati, voglio. Quanto siamo sfortunati. Insomma, adesso c'è questo problema che se la lanciamo lunga siamo tutti piccolini, Politano, Mertens, Insigne, così. Non c'è nemmeno Bakayoko, a centrocampo c'è Demme, insomma, Fabian è un po' più alto, ma Fabian sta vicino. Il fazzoletto di Sfacimma e questo lancio è palla persa, capisci? Quindi io capisco il fazzoletto di Sfacimma ci fa preoccupare, ma il lancio è comunque palla persa a loro, quindi bisogna trovare un'altra soluzione. Se ti pressano alti sei bloccato e quindi sul lancio lungo devi essere tu ad aggredire la seconda palla. Questo è quello che deve fare. Non devi accennare il fazzoletto e poi rinunciarlo. Non lo fare proprio il fazzoletto, fai rinviare al portiere e fai salire i centrocampisti per attaccare la seconda palla, perché non è detto che loro la stoppano bene di petto, la possono riprendere di testa. Spinto Insigne, niente, non chiama niente. Va bene. Colpo di testa di Politano che finisce nella disponibilità. Attenzione, il colpo di testa di Lorenzo, c'è Palacio, controlla da quella parte, ribattuto da Politano e libera Koulibaly. Un attimo di affanno. Stiamo subendo psicologicamente l'aver perso Ghoulam, credetemi, almeno io l'ho sofferto, credo che anche i giocatori l'abbiano sofferto, ragazzi. Credetemi, credetemi. Credetemi. Avete lasciato il like per Ghoulam così guarisce? Lasciate il like per Ghoulam così guarisce, perché se abbiamo perso Ghoulam una volta ed è brutto perché si è toccato il ginocchio e devo capire. Non so battere così e farlo laterale col saltino. Vado in grossa difficoltà. Intanto ci fanno rivedere il gol, bellissimo il colpo di tacco di Zielinski, che spettacolo Zielinski quest'anno, mamma mia. Una perla anche il gol di Insigne. Una perla. Fallo di mano non chiamato dall'arbitro.
e quindi il Bologna resta in possesso di palla. Vediamo, ricordiamoci anche all'andata che fino all'ultimo abbiamo rischiato di pareggiarla perché hanno annullato il gol a Koulibaly per fallo di mano di Osimhen, che aveva subito fallo da rigore. Ricordiamocele tutte le cose, perché poi Gattuso out. Insigne riceve da Yusai. Ora la palla è a Demme nel centro di cerchio campo. Ora è Demme verso Politano che si accentra, il suo solito movimento a rientrare. Serve Mertens, il velo, ancora Insigne, il controllo, il tiro! Madonna mia! Miracolo del portiere, miracolo di Skorupski. L'aveva messa bene, a giro ma bassa. Stavolta bassa, strano che non la sta alzando oggi Lorenzo. Grande parata del portiere, anche questo insomma per due, perché Lollo sta creando tutti i pericoli sul velo di Mertens. Ora Politano, serve Yusai che la mette al centro, il colpo di testa anticipato Ramani, adesso deve tornare Ramani, spendi anche un fallo, ci sta. Va bene, noi non facciamo falli, siamo la squadra che fa meno falli in Serie A, significa non usare il pericolo. Va bene così. L'ha fatto pulito, giusto. Koulibaly a colloquio con l'arbitro. Non lo sapremo mai. Mbaye. Palla che finisce a Danilo che cerca di allargare sulla destra a lungo, c'è un tocco di prima ma fa buona guardia a Koulibaly che serve all'indietro. Ospina non controlla, di prima la ridà a Koulibaly, velocizziamo il fazzolettino e Koulibaly ora cerca il movimento di un compagno per servirlo, quindi ci incischia un po'. Forse il movimento non è stato dettato immediatamente, c'era Insigne più avanti che gli dice qualcosa al riguardo. Il Bologna torna in possesso di palla, cercano un 1-2 che non funziona, pallone sul fondo e Koulibaly chiede scusa. Faccia sofferente e insofferente di Koulibaly. Ancora abbiamo delle difficoltà ad uscire bene da dietro, delle grosse difficoltà sia col lancio sia col palleggio. Il cross, Soli là in mezzo di Lorenzo, anticipa di testa il suo avversario, è bravo Fabian, però c'era un 1 contro 1 lì in aria su questo cross, non dal fondo ma quasi dalla tre quarti dal limite dell'area. Ora Yusai va completamente a vuoto e arriva da dietro un giocatore, libera Koulibaly. Yusai non sia mai. In affanno Koulibaly. Yusai non sia mai. Al centro c'è un passaggio verso la destra per un giocatore del Bologna che si muove bene, cerca di rientrare, palla sul sinistro, il tiro ribattuto da Koulibaly. Ora è Mertens che la sponda di prima per Fabian, che serve ora Politano serve Di Lorenzo, circondato da avversari. Ora è Koulibaly per Demme, un po' complicato, molto elaborato questa uscita del Napoli, ma la facciamo bene. Palla ora a Zielinski che prende un fallo. È importante prendersi falli, così come ha fatto Zielinski, 2 movimenti, sempre il pallone attaccato al piede, costringi l'avversario al fallo, così fai respirare la squadra. Però invece di lanciarla lunga noi ritorniamo al palleggio da dietro, c'è Fabian adesso molto molto basso, Di Lorenzo, un tunnel, serve a un po' spinto Demme, ancora Di Lorenzo, il Bologna ritorna in possesso di palla. Non è pulita l'uscita da dietro, né il lancio è importante, quindi attenzione, si blocca tutto. Mentre Yusai si avventava verso il pallone verso la destra,
problemi di network connection, e c'era De Silvestri in possesso, quasi praticamente in possesso di palla, quindi in questo momento io non lo so. Non so cosa sta avvenendo, lasciate un like per la mia morte civile. Dentro di me sono morto in questo momento. C'è sempre l'inquadratura per una foto sui muscoli di Fabian, ma non mi interessano. Devo vedere la partita. Si sta riattivando tutto, ci vorrà un po' di tempo. Ci vuole il tempo che ci vuole, diceva qualcuno. Ci vuole il tempo che ci vuole. Dai cacchio. Nel frattempo io sento anche il mio cellulare che vibra, è un macello, perché ogni vibrazione potrebbe essere uno spoiler, ma potrebbe essere anche un commento dei miei amici. Vedi? Our most sincere apologies. Chiediamo scusa, ma tu che chiedi scusa non mi risolvi il problema. Io sto guardando la partita live. Che tu mi chiedi scusa, caro Dazzon, e così non andiamo bene. Non andiamo assolutamente bene. Le partite spagnole vanno bene, torniamo sulla partita del Napoli e vedi di funzionare, altrimenti partono le denunce. Benissimo, ok, tutto a posto. Si ricomincia con un fazzoletto di spagnuolo, così come ci eravamo lasciati. Quindi non sapremo mai, siamo al 30°, almeno sono al 30° io, chissà la partita in realtà a che minuto sta, perché quando si ferma che ne sai. Jussai non sia mai, subisce fallo ma non lo chiamano, ora palla a Politano che si gira, punta l'avversario, stringe verso il centro, viene un po' spinto ma l'arbitro non chiama niente. Politano, alzati perché questo non chiama niente, mentre chiama il fallo a Koulibaly. Non c'è dubbio. Sul gatto Soriano. Insomma, inciampa un po' sul pallone, mentre qui vediamo questa accelerazione. Ah, c'era un fuorigioco di Mertens che ci siamo persi. Va bene. Il lancio di Danilo. Il colpo di testa, attenzione. Ora Mbaye che prova il cross al centro, anticipato da Fabian. Rachmani, un macello là in mezzo. Rachmani riesce a liberare per un attimo. Risistemiamoci, ragazzi. Risistemiamoci che stanno indietreggiando. Dai, bene. Ora è Danilo, ora il Napoli fa un pressing più convinto sui difensori e anche sul portiere. Mertens fa il pressing fino in fondo, ma devi essere aiutato. Giustamente lo aiuta adesso Zielinski ed è costretto a sparacchiare il difensore del Bologna. Jusai, contrasto di testa. L'ha presa lui? Incredibile. Fallo laterale per il Bologna. Quando ci avviciniamo al 32esimo e 32 secondi di questo primo tempo vibrante, dove il Napoli ha fatto vedere delle cose buone, dove il Bologna comunque ha fatto vedere anch'essa delle cose buone. Il lancio lungo, com'è che Palacio arriva prima di tutti? Com'è che Palacio arriva prima di tutti su questo lancio lungo? Non si sa. Ora è ancora Palacio che giostra con il pallone sulla tre quarti, parte il cross molto lungo per Bailly. Cross col mancino di Palacio, insomma Palacio ce la mette tutta, ma fare anche questo. Ah, c'era stata una parata di Ospina su quel fatto dove si era bloccato tutto, non avevo visto niente, adesso mi fanno vedere sul cross di De Silvestri c'è stata una grande parata di Ospina. Adesso l'abbiamo vista. Benissimo, il colpo di testa ce lo segniamo come occasione allora. Bologna, testa, attenzione, avanza Demme,
Avanza Demme, Insigne a fianco a lui. Demme serve Politano in profondità. Il tiro di destro leggermente al lato. Mertens accenna ad un quasi a dire: perché non hai guardato a mezzo che ci stavo io? Fatemi vedere. La posizione di Politano era ottima. Non ha alzato la testa, ma c'erano tanti difensori a coprire Demme, a coprire Mertens. Sinceramente, secondo me hai fatto bene a provarci, anche se il destro non è il tuo piede. Si scalda Osimhen già. Si scalda già Osimhen. Questa è una notizia, dobbiamo capire se qualcuno non si sente bene oppure se c'è proprio una questione tattica che Gattuso vuole risolvere. Vediamo di capirci. Vediamo di capirci. In questo momento siamo 4-2-3-1, ragazzi, 4-2-3-1. Adesso scende Zielinski ad aiutare, ma Zielinski è di base leggermente più avanzato rispetto a Fabian. In questo momento è al contrario, quindi 4-3-3. Ragazzi, è completamente ibrido, è di difficile, ma è giusto che quando siamo in fase di possesso sia ibrido, perché devi cercarti i movimenti e gli spazi liberi. È in fase di non possesso che io lo devo vedere, è in fase di non possesso che lo vediamo. Se c'è Zielinski vicino a Mertens stiamo 4-2-3-1, altrimenti se si alternano Zielinski e Fabian in primo pressing siamo 4-3-3, 4-1-4-1. Questa è l'evidenza dei fatti. Vabbè, Fabian è stata bellissima questa cosa. Fallo laterale di Di Lorenzo, Zielinski al volo, il passaggio colpisce Fabian che è quasi fermo come il legno, così boom. La prende così. Reattivo, ragazzo, reattivo, dai. Di Lorenzo per Insigne, si gira nel centro non lo so dire, cerchio di centrocampo, non lo so dire. Palla Yusai che serve ancora indietro a Lorenzo Insigne, ora è Zielinski in possesso di palla, verticalizza per Fabian, torna da Zielinski, testa alta, Zielinski con un gioco di suola, serve ancora Insigne, si ritorna da Demme, si cerca un po' di spazio. In questo momento ci sono buoni scambi rasoterra del Napoli. Il ritmo non è altissimo, bisogna dirlo. Ora è Zielinski, trova Insigne, si ritorna da Fabian. In questo momento stiamo facendo un po' di possesso palla, ci sta. Demme però guarda in avanti, serve ancora Insigne. Insigne cerca di cambiare lato, va da Politano che è abbastanza solo, punta il suo avversario, Politano va verso il fondo per il cross col destro e c'è un rimpallo che non ci favorisce, ma per forza, ma perché non ce ne va bene una, non ce ne va bene una. Bravo ad andare sul fondo e a crossare di destro, così si fa, e poi gli rimbalza sulla schiena. E non guadagniamo nemmeno il calcio d'angolo. Ce ne va bene uno, non ce ne va bene uno. Allora, ora ancora Palacio molto mobile su tutto il fronte d'attacco, a venire a prendersi il pallone, ad aiutare la manovra del Bologna. Ancora un lancio lungo, stavolta viene scavalcato il numero 10 del Bologna e rientra in possesso di palla Rachmani che serve Demme, bravo Demme che ti fai vedere nel vuoto del centrocampo. Ora è Zielinski di prima verso Fabian, Fabian si ferma, cerca di sventagliare dall'altra parte per la corrente Yusai che adesso dopo questo colpo di testa recupera il pallone, la cede ad Insigne, si ritorna da Demme, ancora Yusai in una strana posizione ma allarga molto bene verso Di Lorenzo dall'altra parte. Di Lorenzo vede il movimento di Mertens e lo serve, Mertens in zona Politano, cerca di servire Politano con un lob, uno scavetto dolcissimo. La palla ora è in possesso del Bologna, c'è Demme in un pressing molto alto e fa il calcio d'angolo e non era uscito prima, mi sembrava uscita prima, ma l'arbitro, il guardalinee era lì e rivediamo questa da questa inquadratura. Mi sembra proprio uscita proprio tranquillamente, però deve uscire completamente, se rimane sulla linea è ancora buona. Gliela diamo per buona. Skorupski in possesso di palla, serve il numero 5, voi mi perdonerete se non mi ricordo chi è il numero 5 del Bologna, non è il mio mestiere sinceramente, però
quello che riconosco è Mbaye con numero 15, molto sollecitato dai compagni. Adesso è Zielinski che avanza, palla al piede, cercava Insigne ma viene contrato da un avversario. Va ora, c'è Fabian che si oppone al numero 21 che dovrebbe sempre essere il gatto Soriano. Cercano una triangolazione dei Silvestri e un altro Cristiano che non conosco. Ora è Koulibaly contro di lui, ancora la palla a Soriano. Cerca una verticalizzazione ma fa buona guardia Youssai, e spedisce il pallone sulle gambe di un avversario e guadagna un fallo laterale. Bene Youssai, dai, non sia mai, dopo l'inizio un po' non sia mai, ha fatto 2 o 3 cose buone. Koulibaly lancia in avanti verso Insigne ma lo scavalca. Sparacchia tutto De Silvestri, la palla recupera, questo è fallo, Chiffi, dai, fallo su Demme, proprio evitabile, non dico che lo devi ammonire ma lo devi riprendere a Palacio, perché comunque c'ha dato un... Dai. Cioè, sei in ritardo, dai un calcio, questo è da ammonire ragazzi, è da morire, perché se tu lasci fare queste cose qua, poi dopo si incattivisce la partita, si incattiviscono quelli del Napoli, loro credono di poter fare questi tipi di falli e quando cacci il cartellino cominciano le proteste eccetera eccetera. Ammonisci prima. Bologna che torna in possesso di palla sulla linea del centrocampo, si ritorna da Danilo in difesa, verticalizzazione, controllo difettoso, recupera il pallone Zielinski, ora è Fabian che serve Zielinski, movimento di Mertens, Zielinski sta arrivando anche Di Lorenzo, lo serve Zielinski ma Di Lorenzo è leggermente avanti e a me sembrava che tu potessi, no? Quando hai visto il pallone dietro anche fare una mezzaluna e prenderlo, ma evidentemente ha dato molto Di Lorenzo in questo primo tempo e non se l'è sentita di fare un ulteriore sforzo. Bisogna andare a fine primo tempo ragazzi per berci il famoso tè caldo, la cioccolata calda, che è molto più bello direi se lo fate con una tazza Caffè Napoli 1926. Pallone recuperato da Demme ma la palla era già uscita. Di Lorenzo, siamo arrivati con questa partita penso a 2300 minuti, una cosa del genere, è un numero di minutaggio pazzesco, ne ha saltata solo una per squalifica. Ora è Demme che serve Insigne, la dà all'indietro a Youssai al centro per Fabian, di prima verso Demme. Ora ancora Insigne, il pallonetto verso Mertens che viene anticipato, il movimento era diverso, era in profondità, Insigne non si sono capiti, riparte Palacio, riesce con un lob a servire Soriano che riesce con un lob a servire un altro, Bologna ancora in possesso di palla, ora è Demme al primo pressing e il Bologna perde palla. Bravo Demme! Bravo Demme! Diego Demme, aiutaci tu. Diego Demme, aiutaci tu. La coppola di Mihajlovic, la famosa coppola. Strattonato Mertens, l'arbitro non chiama un cazzo di niente. Va bene. Chiffi te tenga puntate questo arbitraggio. Allora, rivediamo Zielinski in primo pressing, quindi si tratta di un 4-2-3-1 in questo momento. In seconda fase c'era anche Demme in pressing furioso, ma lui riesce a recuperare subito la sua posizione. In questo momento giostra il Bologna, scende De Silvestri, prova la verticalizzazione intercettata da Youssai. Ora è Insigne in possesso di palla, si gira intorno a 3 o 4, non perde palla, grande Insigne e ritorna da Koulibaly, di prima per Fabian, di prima per Koulibaly, ora a Youssai verso Insigne, momenti... non ha chiamato il fallo, è uno schifo, devi fischiare, Chiffi! No, Palacio, gol, devi fischiare, era fallo, non lo posso sopportare. Fuori gioco? Fuori gioco. Bravissimo Rachmani ad aver rotto la linea. Fuori gioco, ragazzi, quello era fallo. Lo voglio rivedere, non ce lo faranno rivedere mai. Ma era fallo, io non posso subire gol da Bologna così, Non posso subire gol da Bologna. Annullato.
Non ce la faccio. Fabian recupera un pallone, la lancia Di Lorenzo, anticipato Mertens, ora ancora Di Lorenzo a terra e l'arbitro non chiama niente, non chiama nulla. Sta innervosendo questa partita, signor arbitro, la sta innervosendo. La stai innervosendo tu. Questo è il secondo fallo brutto di Palacio, perché se davi il primo, per fuorigioco era evidentissimo, non c'era bisogno, ma anche sta linea verticale che pare che state sfuttendo. Era evidentissimo. Stai incattivendo questa gara. Se ammonivi Palacio prima, lui non faceva questo fallo qua anche al limite della munizione. Stai incattivendo questa gara. L'ho detto. Lo sapete come funziona. Colpo di testa di Koulibaly, imperioso, controlla Zielinski per Demme ancora verso Zielinski, abbassa la testa Zielinski e avanza, il pallonetto verso Demme che aveva seguito l'azione, ora prova a ripartire il Bologna ma si devono fermare, buono il pressing di Zielinski e Yusai, lancio in avanti, ancora un pressing di Insigne, di Demme, recuperiamo questo pallone con Demme, grande Diego Demme. Grandissima partita di Demme, grande primo tempo. Un minuto di recupero quando mancano 30 secondi alla fine del primo tempo, con il Napoli in vantaggio per 1-0. Fabian torna col destro da Ospina, ora è Rrahmani, inseguito da Palacio. Rrahmani si rifugia di nuovo dai piedi di Ospina che con calma chiede ai giocatori, guarda Di Lorenzo al centro lì, no, non mi piace Di Lorenzo al centro lì e Demme dall'altra parte, non mi piace, è brutto, però capisco, stavamo tutti sfasati. Fine primo tempo ragazzi, un po' di messaggi vostri, eccoci qua. Allora, vi voglio bene. Andiamo qua a leggere un pochino di messaggi. Palacio e Cazzimmoso senza dubbio, il Nightbot se ti va di sostenere il canale con un caffè, vabbè. Allora, Mirko tranquillo, ora rientri, non spoilerate, mi raccomando, seguite ragazzi le direzioni dei mod, io poi l'avete visto durante la partita, non la posso proprio guardare la cosa dei commenti perché sto concentratissimo sulla partita, quindi non vi preoccupate nemmeno, lo dico ai mod sinceramente. Spoiler, più che altro lo spoiler è per gli altri amici che stanno solamente sentendo a me e magari la stanno vedendo col mio stesso ritardo, quindi lo spoiler a me non mi spoilerate niente perché non vi guardo, fate un brutto servizio agli altri amici, siete così, mentre Alex Lila può essere tranquillamente bannato, andate tranquilli. È bloccato, sì, bannato. Alex Lila può essere bannato per direttissima. Chi ha comprato l'abbonamento a tutte le partite del campionato e se le guarda comodamente. Il gol del Bologna non valido per fuorigioco. Ci siamo, Rossana, ci siamo. Diego Demme, aiutaci tu, amica mia. Chi sta giocando meglio? Amico, io dico Demme mi sta piacendo Di Lorenzo tanto. Insigne sta giocando bene, i movimenti di Mertens sono congrui, anche Zielinski sta giocando bene, non mi sta dispiacendo tanto Fabian. In difesa si può rivedere qualcosa perché sono arrivati parecchi cross sia quando c'era Gulam sia dalla parte di Yusai. Ciao, noi stiamo vedendo l'1-0 Napoli 2.0, benissimo, le interviste ignoranti, ma guardatevi a me che sono più preparato di loro, sto scherzando, guardate quello che volete. Alex TVB, no Robè, in quel caso non è nemmeno Napoli merda, forza Juve eccetera eccetera, in quel caso Alex va bannato, perché una cosa è lo sfottò che possiamo rispondere TVB, mentre il razzismo territoriale viene bannato su questo canale completamente, senza appello. Facciamo sto gol, uffa, Arturo, un gol l'abbiamo fatto, va fatto un altro, non siamo mai tranquilli, ovviamente.
e vediamo. Se avete notizie di Ghoulam, se avete sentito, fatemi sapere. Lo so, Arrizzo, amico mio, Arrizzo tantissimo. Mertens, come lo vedi? Non è stato molto servito, però sta facendo tanti movimenti senza palla che aiutano i compagni, ragazzi. Da centravanti vero. Yusai va a vento. Skovolsken sembra forte, sì. Sembrano un po' tutti forti contro di noi. Vediamo. Ghoulam, voglio sapere pure io che ha avuto Ghoulam. Fabiano non male. Che giocata Zielinski, straordinario. Angioletto straordinario. Ghoulam si è rotto, ok, fatemi sapere, ma a livello proprio ciao, perché ciao di nuovo, fine stagione, tanta roba. Fabian, a parte quell'inizio dove ha cincischiato che poteva tirare subito, comunque sta giocando bene nel vivo del gioco. Buonasera Giacomo. Farei uscire Zielo e farei entrare Osimhen facendo scalare Mertens dietro, è una proposta sicuramente, Gennaro, che Gattuso ha in testa. Non lo so però se siamo ancora in vantaggio, se ha il coraggio di farlo. Potrebbe essere una come si dice, una sostituzione coraggiosa, perché poi ti giochi anche un cambio. Comunque più in là probabilmente potrà succedere. Lozano quando torna, penso un paio di settimane, amico mio. Forza amici bellini e amiche bellissime, spolliciare a più non posso, grazie Bepi. A quanti stiamo, ragazzi? Siamo a 300, a quanti stiamo? Ha segnato Lorenzo Insigne, amico mio, sta scritto qua sotto, vedi Andrea, sta scritto qua sotto, no spoiler please, Napoli-Bologna 1-0 Insigne real time. Se entra Osimhen segna a contropiede, magari Sergio, speriamo. Nando, stiamo soffrendo contro, è impressione, amico mio. Ogni tanto devi anche lasciarla la palla agli avversari, però io ho contato il gol annullato a Palacio. Attenzione a Salvatore Caccavo che senza dire niente va di supporto. Salvatore, tra l'altro, nuovo amico abbonato che ringrazio. Un bacio a Salvatore. E ci sono stati quelle due occasioni, il colpo di testa che mi sono perso per un attimo di connessione su quel cross, la parata di Ospina, e poi il gol annullato a Palacio, dove secondo me c'era pure fallo su Insigne su quella fascia. Dopodiché noi abbiamo fatto il tiro di Insigne col gol e un'altra occasione dove ha fatto una buona parata. Partita fondamentalmente equilibrata. Allora, gran gol di Lorenzo, chapeau, però state troppo soffrendo il pressing del Bologna. Davis, se dice state, vuol dire che io non vedo bene, quello è una cosa juventino del Milan, non lo so. Comunque Davis, sì, ci sta, equilibrata in questo momento. Il palo, non te lo dimenticare, bravissimo Andy, bravissimo. Il palo me lo sono dimenticato, non l'ho scritto, me lo ricordo però non l'ho scritto, ed è dove si è infortunato Ghoulam che loro non si sono fermati. Ci ricordiamo, grazie di avermelo ricordato. Il Bologna palo sull'infortunio di Ghoulam. Allora, vediamo un pochino. Roberto, 8 anni e vivo a Ischia. Roberto, 8 anni non puoi stare su YouTube. Chiedi a papà se puoi stare. A 8 anni non si può stare su YouTube, mannaggia, le interviste ignoranti. Chiedi a papà o a mamma. Per Ghoulam si spera che sia uno stiramento, vediamo un pochino. Comunque se gioco Spina l'uscita bassa suicida è una certezza. E amico, ma hai visto che poi Fabri, quando anche non facciamo l'uscita e poi dopo 2 passaggi la lanciamo in avanti, è palla persa. Quindi bisogna rifare questa cosa diversamente. Se la lanciamo in avanti, accorciare con i centrocampisti. Questa mi sembra una cosa proprio evidente da suggerire. Stasera lo spottino Fazzoletti ci sta quasi a pennello, e infatti sì, e infatti probabilmente lo riproporremo per tutti quelli che non lo conoscono. Ragazzi, a quanti like stiamo per Sfizio, che vedo 300 persone? Ramani sta migliorando dalla partita contro la Juve, che è tanta roba. Sì, Paolo, su Ghoulam avete notizie, le stiamo aspettando. Demme merita di più, Demme merita tutto quello che noi gli auguriamo e di più, hai ragione. In questo primo tempo ho visto Napoli frizzante, mi sta piacendo. Insigne 12° gol in stagione. E vediamo un pochino. Chiffi si è mangiato il fischietto, e io l'ho detto dal vivo, stai incattivendo tu una gara non fischiando i falli e arrivando praticamente ad incattivire, perché se permetti di fare certi falli senza mai richiamare, ovviamente si alza
si alza l'asticella e così. 283 like, possiamo arrivare a 300, credo, ragazzi. Siamo 336, diciamo 36 haters, 36 persone che lurcano, che non ci vogliono bene. 300 like in questo momento si potrebbe fare. Si può fare, vediamo un pochino. Zielinski, Demme, Insigne, Koulibaly, Ramani, Mertens, ottima partita. Per Gulam si spera stiramento, abbiamo detto, sospetto stiramento al tendine superiore del ginocchio operato. E ragazzi, e io qui che cosa vi posso dire? Che cosa vi posso dire? Che Gulam non gioca perché magari ad un certo punto quando si alzano i ritmi rischi di farti male di nuovo? Non lo so, non sono un medico, però è chiaro che è una cosa grave, è un giocatore che puoi pensare solo da usare a centellinare ogni tanto, solo ogni tanto. Purtroppo è evidente, si doveva pensare prima, non potevi mai pensare di partire con Mario Rui, Gulam e poi adatti gli usai, non si può fare, è proprio sbagliato, proprio di concetto. 304 like, molto bene amico mio, grazie per avercelo detto. Tifo Juventus, ma mi serve un gol di Zielinski, ti prego, pensaci tu. Grande Daniele, va benissimo, cercheremo di accontentarti. Stavo solo guardando, mi ero scordato il like. Vedi Carmine, capita che uno si scorda, non è cattiva volontà, allontanate qualsiasi pensiero, io lo so, chi mi vuole bene capita che ogni tanto si scorda perché è appassionato, che sta guardando la live, che insomma c'è un certo ritmo, poi c'è pure la partita in contemporanea e uno si scorda. Tranquillissimi, levate la cosa e mettete il like, c'è sempre da fare, anzi direi, visto che siamo a fine primo tempo, di lanciare senza dubbio il vincitore del commento memorabellino, che praticamente è una cosa che noi oramai facciamo ad ogni live, che io prendo tra i commenti più sfiziosi, aiutato dagli altri mod che li leggono, prendo tra i commenti più sfiziosi il commento memorabellino sia da Instagram che da YouTube. Quindi il commento è questo qua. Boom! Mauro Pappacoda, Concetta! Mamma mia, questo è proprio questo era il tir di Terminator 2 che sta entrando dentro la stanzetta. Concetta, passami lo stralcio, che a me ha fatto ridere tantissimo perché si parlava del video che ho postato su Instagram, seguitemi sempre a quel nome là, su Instagram, sempre così, dove parlavo dello stralcio che su Radio 24 Pierluigi Pardo ha preso dai miei video senza però citarmi, prendendo uno stralcio non va bene perché con lo stralcio poi tu puoi pulire a terra, ma lo stralcio che significa? Che prendi solo un pezzettino, non mi citi, non dici quello che è, non va bene. Quindi Concetta, passami lo stralcio, mi ha fatto molto ridere perché ormai Concetta è un personaggio che richiama un pochino i personaggi della commedia dell'arte, no? Oggi c'è stato lo spettacolo di mio padre, di Molière, l'Immanato immaginario, e la commedia dell'arte è un personaggio classico, la serva, la schiava, no, non è la schiava ovviamente, ma la serva, no? La signora delle pulizie, che molto spesso si chiama Concetta, Concettina, eccetera, eccetera, perché è un nome che riempie la bocca, va benissimo, va benissimo. TVB al dislikeatore, usciamo i like, dai, combattete i dislike con i like, ragazzi, vinciamo sempre noi. Cercano tutti le caviglie di Mertens, questo è un tema, ci può stare amico mio che lo facciano apposta le persone, quelli più smaliziati, no? Quelli più che hanno un po' di cazzim ed esperienza lo fanno e ti mettono in difficoltà, non c'è proprio dubbio. Non voglio Benitez o Klopp o Messi, voglio uno, De Nicola. Hai capito, Karma? Hai capito come sei sottile con questa cosa qua? Sei sottilissimo, e si può fare, si potrebbe fare. A me non sembrava una cosa grave, ma comunque che facci? Dobbiamo vedere un pochino, stiamo guaiando in coppa che la fascia sinistra. Io poi un nome l'ho fatto, ragazzi, per quella fascia, Anthony Robinson del Fulham, però non vorrei che Guaglione tenga problemi di cuore, non che è innamorato, ma che ha problemi di cuore e ci compriamo un altro giocatore che non può essere sempre titolare perché ha problemi fisici. 310, boom, sono un po' in ritardo, ricordiamoci che andiamo per i 350, molto bene. Vai, 350, boom, mamma mia, e allora siete fortissimi, e allora vi siete meritato il primo intervento del mio inviato
che stamattina faceva delle cose particolari. Vedete un pochino di cosa si tratta? Sono fragili mentalmente. Ma che sono fa? fragili, sono fragili. Ma è pazzo. mentalmente. Saverio? Uè, ma- Che stai facendo? Fai cose mie, devo fare il caffè per te anche, non per Vabbè, altri. per me. Concetto no, No. no, Concetto non lo sa fare. Come non lo sa fare? Scolo la prima tazza su per i PES e poi a noi ci dà la scolatura. Vabbè, pure lei deve il bere. caffè deve essere carico. Sì, ma pure lei Non lo scherziamo, merita. ma non scherziamo proprio. Ma lo merita, lavora per Poi noi. faccio sempre tutto così, lo sai. Beh, Come è insomma, andata la partita? Tutto bene? non te lo voglio dire perché tanto Avete vinto, avete perso? non avete ha importanza. io non sono tifoso. Vedi, Tra lo l'altro, sapevo. forse la gente non lo sa, a me non me ne frega niente. Io lo sapevo. Ma per l'amor di Dio. Ma come mai? Per l'amor di Dio, quelli sono tutti dei mercenari. Ah, dici tu. 11, come si dice? 11 in pantaloncini che corrono dietro a un pallone. La frase fatta. Ma per carità. La frase fatta. Se vengono i partiti, fanno i pullottoni. Ma che ne sai tu? Non esiste proprio. Non sono tifoso. No? Ho capito, ma che ne sai? Cioè, fai Ma delle basta vedere il rigore, quello là dato alla Juventus. Non dato alla Juventus. Esatto. E quindi? Rigore netto. Se cominciamo a non dare nemmeno più rigori netti alla Juve, il calcio che cosa... Cioè, dai. Giustamente. Non è credibile. Non è credibile. Vabbè, purtroppo. Non è credibile. La partita è fernuta. Perché poi è chiaro, perché... Stai parlando del Napoli? Certo che lo so, ma perché mangia avere i tuoi video, perché è una visualizzazione in più con il like che mi costringi a mettere, se no mi lasci a pane e acqua. È normale. Dai, sta quasi per uscire, dai. Dai, muoviti. Ci vediamo dopo, che devo andare poi dopo. Che c'ho sonno. Lo so, andava a scatti perché voglio fare troppe cose. Lo ripetiamo dopo perché adesso sta ricominciando, troppe cose il computer non ce la fa e i potenti mezzi questi sono, mi dispiace, ma comunque, Tazzulelle Caffè, ragazzi, vi voglio bene, se venne nei partiti, ma quello non ha torto secondo me, veramente non ha torto, vi bacio, ritorniamo alla situazione qua perché sennò live vedo un po' di situazioni. Ci vediamo tra poco, lasciate un like bene augurante e riprendiamo la situazione perché penso che tra poco è il momento di ricominciare. E se non funziona vado in grossa difficoltà. Lo sapete come funziona. Che basta un secondo che poi Bologna fa un'altra azione e io vado in grande difficoltà, in grandissima difficoltà. Ma ce la faremo. Non ce l'abbiamo fatta, perché a distanza di un anno non ce l'abbiamo fatta. Vediamo un po', fa caldo, si suda. Fa caldo, si suda. Non me lo vuole far fare, vediamo un pochino. Se me lo perdo dovete voi spoilerarmelo se succede qualcosa a quel punto. Non spoilerate per gli amici bellini che stanno guardando la live, non spoilerate niente perché andiamo in difficoltà. Proviamo un'altra cosa che non si può fare così, saremo leggermente in ritardo, non fa nulla, ma saremo comunque in grado di vedere questa partita. Saremo comunque in grado. Va profondo Danilo. Ok, ci siamo. C'è una verticalizzazione, controlla bene Koulibaly, palla ad Ospina, molto bene. No, non ci credo, fatemi rivedere questa cosa come ha segnato Palacio. No, non ci posso credere. Fatemi rivedere questa cosa. Ospina si guarda intorno, fatemi rivedere.
Fatemi rivedere, annullato? È fallo perché Ospina era in possesso, fatemi vedere. Quindi anche se il pallone si stacca è ancora in possesso del portiere. Io questa cosa non l'avevo mai sentita, è una cosa nuova, siamo stati graziati. Follia di Ospina che tu vai proprio a fare il rilancio addosso a quello. Sei un folle Ospina. Sei un folle Ospina, un folle assoluto. Una roba mai vista in Serie A, veramente, veramente vado in grossa difficoltà. Cioè, se dobbiamo regalargliele le partite, attenzione il cross! Ora c'è Mertens che prova il tiro al volo altissimo, ma sono scioccato. First reaction shock, veramente. Si scaldano Osimhen, Mario Rui ed Elmas. Fabian in mezzo a tre di loro, perde palla. Fabian però sveglia, sveglia, sta in mezzo a tre di loro, butta un calcio, buttala fuori. Ribatte Koulibaly il tiro di Soriano. Dai ragazzi però, diamoci una calma, diamoci una svegliata, altro che calmata, sono scesi belli rilassati in campo. Sveglia. Yusai, bravo. Yusai per Insigne la ridà Yusai, vai solo tu e fai un Eurogol, scartati a tutti e segna, è incredibile, segue Zelinski, il tiro di Yusai, ci ha provato, vabbè, ci può stare, non hai la lucidità per servire Zelinski con un passaggio così, ci può stare, apprezzo il tentativo, sveglia ragazzi perché così non va bene. Mi sembra che Adani sta dicendo a Fabian di non esitare, ci può stare. Cioè, questa era la terza palla che aveva perso Fabian, ok? Palla di Lorenzo, dai ragazzi, svegliamoci da questo torpore buttato a terra Politano. Ah, che difficoltà. Non ci possiamo perdere un secondo. Politano, calcio d'angolo per il Napoli. Ah no, era Di Lorenzo che sta spingendo molto. Che succede in aria? Chiffi che parla. Guarda Fabian che spiega ad altri giocatori del Bologna quali sono i suoi problemi. Giocate a calcio. Il cross di Politano, il colpo di testa di Lorenzo alto.
Skovosken supera Koulibaly che fa fallo e scatta il primo cartellino giallo. Ci sta questo giallo, ragazzi. Koulibaly è ancora fuori fase. Io lo vedo ancora fuori fase, lo vedo ancora poco nella partita, sinceramente. Quel Koulibaly concentrato che non ti dava manco il tempo di girarti, che ti toglieva il pallone. Guardate come anche lo sguardo, no? Non è sereno, non è tranquillo, c'è qualcosa che lo preoccupa, ma è pronto al suo ingresso Osimhen. Vediamo se il Napoli cambia sistema di gioco o se ci sarà la sostituzione con Mertens. Vediamo un pochino. Calcio di punizione per il Bologna. Nel frattempo seguiamo. Ci sono 3 giocatori in fuorigioco giustamente per lo schema, di quelli che arrivano poi da dietro in terzo tempo. Attenzione, il cross, attenzione, è ribattuto bene. Ora è fallo laterale per il Bologna. Cambio, entra Osimhen. Chi esce? Fatemi vedere. Esce Mertens, quindi non cambia nulla, cambia solo il centravanti e quindi resta ibrido, resta a metà tra 4-3-3 e 4-2-3-1. Il Bologna ora in possesso di palla, arriva un cross, è il morbido, Palacio salta più di Rachmani. Non è possibile perché Palacio è Tandil, Rachmani è Tand e non può arrivarci lui. Con un cross così morbido Rachmani fa un doppio una doppia preparazione al saltino e vabbè. Adesso c'è il lancio perché c'è Osimhen, quindi il Napoli potrebbe rinunciare. Attenzione al lancio per Osimhen, recupera ragazzo, spallata regolare. Adesso si potrà lanciare di più, meno fazzoletti perché c'è Osimhen davanti. Vediamo se questa cosa può funzionare o meno. Demme, grande interdizione lì a centrocampo, la palla comunque finisce a questo Skovosken che sta facendo il panico lì su quella fascia. Attenzione, il cross, il controllo, arriva Politano in aiuto. Napoli un po' in affanno in questo inizio, si deve dire, siamo un po' in affanno. Bologna in possesso di palla, la fa girare a centrocampo, la verticalizzazione è completamente errata, palla che finisce fuori. Vediamo come battiamo questo fallo di fondo, ragazzi, questo voglio capire, questo voglio vedere se adesso abbiamo un diverso approccio alla prima uscita. Vediamo un pochino il lancio, Koulibaly che finta il lancio e la dà Ospina. Fallo chiamato a Politano, vabbè, ma queste cose ne capisco io. Queste cose non le capisco. Ma perché non dobbiamo battere i calci di fondo come tutte le squadre del mondo? Un bel rilancio del portiere e poi quello che sapere. Soriano. Ora per De Silvestri, ancora Skovosken che punta Koulibaly, il cross al centro, il colpo di testa di Yusai, arriva Insigne, controllo perfetto di Insigne, ma il passaggio è corto per Zielinski. Insigne continua in pressing ma rimane in possesso di palla il Bologna. Ora è Di Lorenzo che cerca di fermare il terzino che col doppio passo arriva fino in fondo, il cross dall'altra parte, Yusai
Yusai, bene Yusai in questo caso, Insigne per Koulibaly, rilancio verso Yusai, controllo di Yusai col sinistro difettoso, recupera la palla Yusai, bravo, bravo Yusai, dai. Demme, il lancio in profondità verso Osimhen, dai che questa è buona, vai Osimhen, lo spingono, lui continua e resiste, il pallone, che sta succedendo? Ancora lui, calcio d'angolo. Da solo deve fare queste cose. Il lancio di Demme è un biciù perché lui ce l'ha la verticalizzazione. Demme viene spinto Osimhen, poi c'è un macello, poi la ricontrolla, la rimette a terra, riesce a superare. Ha fatto una cosa bellissima Osimhen, ragazzi. Non facile in mezzo a due. Guarda che il pallone poi l'è riuscito a ritoccare e poi gliel'hanno messo in calcio d'angolo. Buono ingresso di Osimhen. Dai, almeno gli mettiamo un po' di paura se gli lanciamo qualche palla in profondità. Calcio d'angolo respinto, rimessa dal laterale per il Napoli. C'è un cambio, entra un tal Dominguez. Voi mi direte, ma come Dominguez, non lo conosci? Quello sta facendo un'ottima stagione, come ha appena detto il telecronista. No, non lo conosco. Quanti partiti lo Bologna mai già visto? 2 probabilmente. Dai, bisogna essere onesti quando si parla del calcio. Se sai delle cose le dici, se non le sai non dire niente. Questa è la mia crociata contro i giornalisti disonesti. Dicono cose a caso, molto spesso la spacciano per verità e quindi praticamente influenzano il giudizio della gente. Ancora Napoli in possesso palla, fallo laterale per gli azzurri. Sfruttiamolo bene. Si muove Zielinski, riceve da Di Lorenzo, ancora Di Lorenzo, cerca un tunnel, non mi piace. I tunnel falli fare a Zielinski, Di Lorenzo. Gioca semplice tu, gioca semplice. Fabian insegue l'avversario per metà campo, adesso palla è per Yusai che la controlla bene, fatto una buona diagonale. E poi la ridà indietro ad Ospina che serve Koulibaly. Ritorniamo a fare un po' di fazzolettino perché non sia mai la Madonna non farlo. Koulibaly abbassa un attimo il ritmo, cerca di ragionare, ora arriva il lancio verso Osimhen. Controllo buono, la sponda per Demme che viene poi contrato, spallone. Continua il pressing di Demme un po' a tutto campo. Non c'è niente qua, De Silvestri alzati. E qua fai fallo De Silvestri. Chiffi che resta laggiù, ma vuoi vedere bene? Ha chiamato il calcio di punizione a Bologna, vabbè. Io resto esterrefatto. Ma questo è il calcio, questo è il calcio, non ci possiamo mai aspettare. Ah, che grande arbitraggio perfetto e preciso. Non è così che funziona il calcio. Guarda Yusai col tacco. Attenzione, un cross, buono l'intervento di testa di Di Lorenzo, ora lotta Yusai, la tocca, inciampa Insigne, pallone che torna nel possesso del Bologna, bravo Insigne, grande break e qua sul fallo devi ammonire, è incredibile, ripartenza bloccata, devi ammonire, fallo da dietro, in ritardo di Palacio, è il terzo da ammonizione, porca puttana, non ce la faccio più! Sono 3 falli da ammonizione di Palacio, 3! Quando c'è il fallo di giallo di Koulibaly, io lo dico, è giallo, meritato, ma perché Palacio al terzo non deve manco essere richiamato? Spiegatemi! Guarda Ospina, è pazzo! Bravo Insigne, grande controllo col tacco, avanza Insigne, movimento di Osimhen a uscire verso la sinistra, lo serve Insigne, Osimhen si ferma in aria, riserve di nuovo Insigne che cerca uno spiraglio, si muovono bene
E ancora una volta Di Lorenzo troppa foga nell'andare in avanti e si trova avanti al pallone. Maledizione, potevamo sfruttare meglio questa ripartenza. Mi devo calmare perché così non si può andare avanti. Demme intercetta il pallone, lotta Osimhen, ancora Demme in contrasto e chiama un altro fallo a Demme. Colpo di testa di Yusai. Secondo colpo di testa di Yusai, questo è preciso sui piedi di Insigne. Insigne controlla il pallone, viene attaccato da 3 giocatori, l'arbitro non chiama niente. Buono intervento di Ramani in anticipo, ancora fallo su Demme, stavolta lo chiama. No, chi era? Zielinski. Kiffi è irritante, ragazzi, proprio irritante. Vediamo qua Insigne, piglia un calcio in mezzo a 3. Qua ha tirato la maglietta. Zielinski fa bene a cadere da accentuare. Io odio le simulazioni, ma fai bene a cadere se ti senti tirare la maglietta anche un pochino, perché altrimenti non ti chiamano niente. Zielinski allarga verso Di Lorenzo che deve accorciare, la prende di testa, ora palla a Fabian, di prima verso Zielinski, alza la testa il polacco, cerca di cambiare completamente gioco verso Insigne, anticipato da De Silvestri, ma è bravo Insigne a capirlo e ad accorciare su Skovolsken. Ora palla ancora a Fabian che serve Insigne. Più avanti di lui c'è Yusai, Insigne serve Demme. Demme guarda in avanti, il movimento di Insigne fa una verticalizzazione incredibile. Dai Lollo, il tiro ribattuto da un difensore, calcio d'angolo, Demme uomo partita. Demme è l'unico, non solo l'interdizione, ma queste verticalizzazioni geniali, è l'unico. Io queste cose me le aspetto da Fabian Ruiz, non me le aspetto da Demme, invece è sempre Demme che me le fa. È Demme che me le fa. È Demme che me le fa. Calcio d'angolo per il Napoli al 64esimo, il cross di Insigne, esce Skoruskikpi. Attenzione, sbaglia il rinvio, qua c'è un fallo? No, ma figuriamoci, lo vorrei anche rivedere, ma era un'altra cosa di Palacio, ma vediamo un attimo. Sarei curioso di rivederlo, ma non so se ci daranno questo replay. Cioè io vedo che la palla l'ha presa Demme. Ma giù, stiamo parlando di... No, poi dicono che piangono. Ma meno male che la state vedendo anche voi la partita. Meno male che la state anche voi vedendo, altrimenti sono un pazzo. Esce Sansone, entra Barro e io mi caco completamente sotto. Ecco qua, Koulibaly. Libera, tocco di Politano verso Osimhen che se la porta avanti con il tacco. Osimhen è più veloce del suo avversario. Osimhen è da solo davanti al portiere, il tiro, il gol di Osimhen è Madonna santa, Madonna santissima. E allora venitemi a dire che non sa controllare il pallone, venitemelo a dire adesso, tutti quelli che dicono che non sa controllare un pallone. Guardate che cosa ha fatto su questa verticalizzazione di Politano, guardate come l'ha controllato e guardate l'accelerazione quando ha ripreso un pochino di forma fisica. Osimhen, freddo anche. Osimhen, dobbiamo aggiornare le calma perché mi picchiano, mi cacciano di casa, tiene a distanza l'avversario e segna. Che bellissimo, che bellezza. Mi sento male. Controllo, poi si è portato avanti col sinistro e poi col destro e poi freddissimo. Mannaggia, mi sento male. Insigne, Osimhen.
Mm. 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 Ah, 66esimo. Dai ragazzi, dai ragazzi. Dai ragazzi, buon intervento di Koulibaly, calmati adesso. Pallone che esce, bravo Rachmani a seguire Palacio. Dai ragazzi, Rachmani meglio di Koulibaly, molto meglio. Lo sconforto di Sinisa Mihajlovic e mi dispiace, è la dura legge del gol, quando gli altri eccetera eccetera. Controllo splendido di Skovosken, palla ancora del Bologna, un cross per l'arrivo di Barro che la rimette subito al centro, Yusai controlla, non c'è niente, l'arbitro dice che ha visto, rivedremo il replay, bellissimo il passaggio al volo per Insigne di Zelinski, Insigne si invola da solo, serve Osimhen per la doppietta personale, no! Ha aperto troppo il piatto, maledizione, fatemela rivedere da dietro, questo se l'è mangiato, lo dico tranquillamente. Lo dico tranquillamente, rivediamo. Che cos'è questo replay? Si vede solo una porta vuota. No, questo non è un replay spendibile. Non è un replay spendibile. Occasione, diciamo, con quel cross di Bologna, sul contropiede siamo stati quasi letali. Questa se l'è mangiata, lo dico. Lo dico senza problemi, perché non dobbiamo essere convinti delle nostre idee. Signora i limoni, Mariano, come stai? 2 limoni, ti voglio un bene, un bacio. Io non vedo, capito? Non vedo la chat, ma esce l'allerta. Se esce l'allerta io la vedo, ma insomma, questa è la situazione. Volevo rivedere il replay per capire quanto se l'è mangiato, oppure se ci è andato vicino, oppure se ha sbagliato completamente, perché era solo lui e il portiere. È stato bravo Insigne, molto altruista. Poteva andare anche fino in fondo, ma secondo me lì è stato bravo. È stato bravo a servire, perché poi col passaggio hai anche messo fuori fase gli altri. Guarda il tacco di Insigne per Osimhen, scambio stretto, ancora un intervento da dietro e ancora non chiama niente Chiffi. Insigne si sta andando in freva. Insigne sta andando in freva con Chiffi. Contropiede, Skovosken cerca un improbabile scavetto, ma la palla è ancora buona. Pensate come l'ha sbagliato lo scavetto. Palla adesso a Di Lorenzo che rilancia. Pallone recuperato da Bologna per un attimo. Arriva Rachmani. Bravo Rachmani. Mi stai piacendo Rachmani. Me lo vorrei scrivere, ma tanto lo sapete anche voi che Rachmani sta giocando bene. Dai ragazzi, dai ragazzi. Adesso siamo sul 2-0, ok? Sul 2-0 voi pensate la partita è in ghiaccio, come si dice, no? Come si disse con Benevento, la partita è finita, eccetera, eccetera, perché non hai cambiato Koulibaly che si è fatto espellere? Adesso voi potreste dire la stessa cosa, perché non sostituisci Koulibaly perché è ammonito e comunque rischia il secondo giallo, ok? E ci sta. Ma voi siete convinti che inserire in questo momento, tra virgolette a freddo, Maksimovic o Manolas è la cosa giusta da fare? Vi chiedo questo, perché se voi pensate che entrano ed entrano subito bene, non lo so. Non lo so. In Serie A si cambiano i centrali difensivi quando succede una cosa del genere e deve farlo Gattuso. Se la cosa va bene, diciamo Gattuso bravo. Se la cosa va male, diciamo Gattuso out. Questa è la realtà del calcio, lo capite? Che tutte le cose possono andare bene o possono andare male. Quello deve fare una scelta. Alla fine del fischio finale, poi i commenti saranno: ha fatto bene a lasciarlo, perché se mettevi di nuovo Manolas a freddo non si fa, oppure no, lo dovevi sostituire perché hai visto che ha preso il secondo giallo. E allora decidiamoci. Cross colpo da calcio d'angolo, attenzione, palla ancora di Insigne che la tocca bene per Fabian Ruiz. Proviamo un altro contropiede, il passaggio di Yusai per Osimhen contro 2-3, il
Tiro di Osimhen, non tirare Osimhen. Forse ha cercato di servire Polità, voglio sperare che ha cercato di servire Polità. Non l'ho capita questa scelta, la vorrei rivedere, ma i replay scarseggiano. Ancora non ho rivisto il replay dell'occasione sprecata da Osimhen, ma andiamo avanti. Andiamo avanti. Il cross in uscita di Ospina, scusate ragazzi, mi ero un attimo addormentato perché stavo guardando attentamente. L'uscita di Ospina e il lancio diretto verso Osimhen, che questo ormai è uno schema, ce lo ricordiamo anche con l'Atalanta, quindi non è una cosa nuova, è una cosa che con Osimhen in campo si fa. Il Napoli in questo momento è molto basso, con solo Osimhen praticamente a giostrare in mezzo a due difensori del Bologna. Non siamo in grado di prenderci il pallone, mi sembra evidente, e quando lo abbiamo, vedi, in questo momento Rachmani lo sparacchia in avanti, perché ragazzi è il momento dove non riusciamo a tenerla, non riusciamo ad abbassare i ritmi, perché qua la grande squadra deve prendersi il pallone, abbassa i ritmi e li fai girare a vuoto, ci fai rincorrere a vuoto. Non siamo in grado di farlo in questo momento, possiamo solamente attaccare verticali e essere più diretti verso per creare dei pericoli. Ancora Spino con sul fazzoletto e facciamo su Demme che è marcato, non si fa. Devi segnare qua, Scovolti, deve segnare il Bologna. Bene, sono contento perché questo è un gol che deve prendere Ospina. Mi sono rotto i coglioni di regalare le cose. Non si può fare, tirala avanti. Questi sono regali, basta. Ospina, ma perché? C'era bisogno di darlo quando Demme sta in mezzo a due. Tirala avanti che non succede niente. No, non ce la faccio più. Antonio, grazie amico mio. Grazie mille amico mio. Grazie mille, la partita resta in bilico. Vi rendete conto che la partita in ghiaccio resta in bilico perché siamo dei polli? Perché siamo sempre i polli? Lo capite. L'avete capito. Chi ha segnato non lo so. Quindi non lo scrivo, non me ne frega proprio dei gol di Bologna. 2-1. No, i regali assoluti, regali pazzeschi. Adesso dice Gattuso out perché hai messo Spina invece di Meret. Lo so già. Mo vedremo se siamo fragili mentalmente. Io mo voglio vedere solamente se siamo fragili mentalmente. Se crolliamo completamente. Rachmani contro Palacio. Ha segnato proprio Soriano, era proprio il gatto Soriano, se non mi sbaglio. Non mi sorprenderei. Tiro di Dominguez lontano dal palo con Ospina però immobile. Non lontano, e qua ancora siamo stati abbastanza statici in questa difesa, abbastanza statici. Orsolini, Bordini e Stocchetti di Torino, è una fabbrica meravigliosa. Vediamo che Orsolini è un classico. Vignato e Medel. Eccolo là, Levitan Artemius Blow, il difensore centrale non va mai cambiato negli ultimi minuti, eccetto infortuni. Hai capito, Alberto? Hai capito? E io sono d'accordo con te, ma vogliamo aspettare. Io sto dicendo attenzione Insigne, ha rubato palla e solo il tiro.
Gol di Lorenzo Insigne! Ma che è doppietta? Ma che è doppietta? Ma che è che ha tirato vicino al palo, bello a fil di palo senza cercarlo a giro? Ma che è? Ma che è? Siamo stati cinici? Ma che è Napoli cinico che sa quando sa soffrire e sa ripartire? Gol di Insigne. Gol di Insigne. Ah, è ritornato pure l'esultanza di 50 anni fa. Dai, fatemi rivedere il lancio diretto. Sponda di Osimhen. Attenzione, che cosa significa? Bravo Insigne. Questa è una seconda palla. Questo significa attaccare la seconda palla. Il primo pressing è un gol straordinario. La sponda di Osimhen. Dico la sponda di Osimhen. E ci segniamo il gol di Insigne in real time. Siamo 3-1, ragazzi. Se perdiamo sta partita io mi faccio afferrare per pazzo, eh? Che gran gol, come l'ha messa a fil di palo, imprendibile. Bravo capitano, dai ragazzi, mamma mia, questo è un gol che dovrebbe ammazzare la squadra avversaria, si dovrebbero sgonfiare e noi dovremmo... Attenzione a Barro, ancora un tiro ribattuto da Koulibaly, che si sta mettendo proprio a schermo la maggior parte dei tiri, tutti sulle sue gambe. Ingresso di Elmas, vediamo al posto di chi? Dice ancora di aspettare, entra sia Elmas che vedo Mario Rui. Cross Bologna, ancora a tiro, proprio colpo di testa da solissimo quello là. Molto altro, Danilo, molto altro sopra la traversa. Vediamo questi cambi, vediamo se ci piacciono. Mario Rui ed Elmas. Ora immagino che togli Di Lorenzo. No, che non vedo. Non ho visto, quindi Politano. Escono Insigne e Zielinski. Quindi metti Elmas al posto di Zielinski e Mario Rui al posto di Insigne più avanti rispetto a Yusai. E qua questa è proprio conservazione del risultato, e ci sta. Conservazione del risultato. Facciamo un altro po' di fazzolettino perché mi sembra il caso. Lancio diretto di Koulibaly verso Osimhen che la controlla bene di petto, poi la perde. Bravo qualcuno, Demme che l'ha controllata. Qui c'è quindi Mario Rui terzino, Yusai davanti a lui. Ah, Yusai come Insigne, il nuovo trequartista ala. No, è cambiato qualche altra cosa. Probabilmente Yusai sta di là terzino. Devo ancora capire. Devo ancora vederla bene. Vedo Yusai di là terzino destro. Voglio capire dove ha messo Di Lorenzo. C'è Politano in questo momento a sinistra. Ecco Osimhen, dai che quello ha bucato. No. Dove sta questo fallo di Osimhen? Chiedo per un amico. Non c'è mai fallo, non c'è nessun tipo di fallo. Quindi credo di aver capito che c'è Yusai terzino destro, davanti a lui c'è Di Lorenzo. Quindi c'è un Di Lorenzo, diciamo, mezzala destra. Con Demme e Elmas è un macello in questo momento. In questo momento è un macello vero e proprio. Bisogna resistere 15 minuti, ragazzi. Di testa Barro, ancora Palacio, il controllo, bravo Di Lorenzo. Poi ancora il pallone per il Bologna dal limite dell'area, c'è un movimento, il cross basso, Palacio la controlla, la dà dietro, il tiro è altissimo. Vorrei capire come stiamo messi in campo perché è un macello, ve lo voglio dire, ma c'è tanta confusione in questo momento, devo capire se Elmas sta sotto punta. Non credo che stiamo 4-3 in questo momento.
Lancio lungo di Ospina finalmente verso Osimhen che di testa la prende. Ora Elmas. Bravo Demme che viene comunque spinto e Chiffi non chiama un cacchio di niente. Assolutamente, niente proprio. Ancora Soriano per Orsolini. Ora il Bologna prova a buttare questo pallone al centro. La palla smorzata da Yusai. Vignato la controlla in fallo laterale. Resta in attacco il Bologna che non si arrende e fanno bene, sono bravi. Ora il Rachmani, il controllo. Ancora un fallo laterale. È incredibile. È incredibile come siamo in affanno, ragazzi. Mamma mia. Affanno pazzesco. Sì, mi sembra 4-1-4-1 con Di Lorenzo ed Elmas. Mamma mia, scivolate Di Lorenzo, no, no. No, il cross al centro, Koulibaly di testa libera tutto. Dai ragazzi, dai non molliamo, dai non mollate, dai ragazzi non mollate, dai ragazzi non mollate. Dai ragazzi non mollate, il cross ribattuto da Elmas, pallone adesso a Politano che scatta, c'è Osimhen davanti a lui, Politano, c'è il contropiede del Napoli, Politano controlla, continua a controllare il pallone, va fino in fondo il tiro, grande parata di Skorupski. Grande parata di Skorupski e quindi qua è comunque un'azione pericolosa per noi, perché poi alla fine questo somiglia tanto al Napoli che ha vinto la Coppa Italia, perché quando poi siamo accorti dietro e poi ripartiamo siamo pericolosi in avanti perché giustamente hai lasciato il pallino del gioco agli avversari e loro si trovano scoperti. Un po' il problema di quando noi tenevamo sempre il pallone e siamo pericolosi, rischiavamo il 4-1. Rischiavamo il 4-1, vedete com'è strano il calcio? Calcio d'angolo per il Napoli. Sarà importantissima la lavagnetta tattica di domani mattina, ve lo ricordo a tutti, se siete nuovi sappiatelo che alle 9 domani mattina esce la lavagnetta tattica, l'analisi e il commento. Approfondito, non a cazzo di cane, approfondito il cross al centro, pallone respinto dal Bologna, cerca di riprendere la Rachmani, il lancio verso Barro, in questo momento prova il contropiede il Bologna. Mario Rui si trova adesso sulla fascia destra, cerca l'intervento in scivolata e verrà ammonito, ovviamente perché fa fallo in ritardissimo. Meglio così, meglio l'intervento in scivolata con il fallo che non che lo lasci andare fino in aria come ha fatto Manolas. Apprezzo Mario, apprezzo, e apprezzano anche i compagni, l'avete visto? Che apprezzano tutti. Compagnoni ce l'ha tirata tantissimo, tocchiamoci le palle e vediamo un po'. Continua a tirarcela. Dai ragazzi. Mamma mia, grandissima parata di Ospina. Mamma mia, Ospina su Barro. Mamma mia, Ospina su Barro. Il tiro era violentissimo sul primo palo. Ospina su Barro. No, si è fatto male Demme, me ne vado, Si è fatto male Demme, me ne vado. Sta zoppicando, fatelo uscire prima che peggiora. Fatelo uscire prima che peggiori. Mietta Toffi, stiamo 3-1. Dobbiamo resistere 5 minuti più recupero. Se si è fatto male, levalo subito. Ancora un intervento duro su Osimhen, durissimo. Che è il nostro punto di riferimento in attacco. Adesso alziamo la palla su Osimhen e sta facendo un lavoraccio. È comunque gomitata in viso.
Non chiamare nessun fallo cartellino giallo, solamente a Koulibaly, mi raccomando. Mi raccomando. Prova la verticalizzazione Bologna, chiude bene Koulibaly, ora è Fabian che la allunga verso Demme, ancora Demme, maltrattato da Medel e ancora si tocca gamba, schiena, qualcosa. Secondo me Gattuso pensa che Demme è lui, cioè lui pensa che Demme è Gattuso e quindi quello stringe i denti e ce la fa. Sono sicuro che lui crede il mio Rino Gattuso è Demme e quindi non lo sostituisco perché io avrei stretto i denti. Lui pensa che sono tutti giocatori come lui, ma non è così invece. Buono l'anticipo di Fabian, attenzione, Di Lorenzo cerca il tiro dalla distanza, velleitario, raso terra, para facile Skorupski, ma ci sta un tiro di alleggerimento della tensione, della pressione. Demme prova a chiudere, ora deve inseguire Di Lorenzo. Buona l'interdizione di Politano, ora aiuta anche Osimhen e ora c'è Elmas in prima pressione su De Silvestri, Orsolini, solito movimento a rientrare e verticalizzazione ben controllata da Koulibaly che comunque è presente oggi, è presente con certi anticipi, ancora un anticipo su Osimhen ed è bravo Elmas che si prende il 5 da Gattuso perché è entrato subito in partita, bello concentrato, e sta facendo il lavoro sporco che deve fare, si prende il 5 da Gattuso. 88esimo, siamo capaci di regalare 2 gol al Bologna in 5 minuti? Siamo capaci? Dai ragazzi, dai che vincere è l'unica cosa che conta, l'ho detto, poi dopo parliamo della prestazione, voglio sentire poi i risultatisti, però i risultatisti devono dire grande Napoli, non devono parlare né dell'affanno né di Ospina né di niente. Demme, ottimo break, Elmas, mano di Orsolini e l'arbitro dice niente, quello però su Politano l'hai chiamato e l'hai ammonito, qua niente, qua stai dando il fallo laterale. No, ha chiamato il fallo, ok, però non lo hai ammonito. Ci segniamo tutto, Kiffi, sta tutto qua in live, sta tutto registrato. Sta tutto registrato qua in live. Politano arriva fino all'altezza della bandierina, non riesce a conquistare il calcio d'angolo, 89esimo, c'è da stringere i denti ancora un po', ragazzi. Adani parla degli infortuni. L'ha detto Adani, non l'ho detto io. Ha detto adesso questo Napoli. Cross, attenzione, buono la diagonale di Elmas. Insiste il Bologna in questo momento con Orsolini che proverà a puntare l'avversario come al solito, ritorna da De Silvestri. De Silvestri non trova lo spazio per il cross. Ora ci riprova. Ancora Barro che sta facendo un po' la punta a tutto campo, ancora Palacio, il cross ribattuto, arriva Barro e quasi in fallo, insomma in gamba tesa su Rachmani, abbastanza involontario qua direi, il fallo c'è tutto. E l'Aita Adani, non l'ho detto io, cioè una squadra facilitata dagli infortuni non è facile poi giocare il calcio che vuoi giocare tu e fare di necessità virtù, eccetera eccetera. Ospina e Koulibaly, che tipo di fazzolettino ci regaleranno? Voglio proprio saperlo. Mario Rui è capace di farsi espellere per parlare con l'arbitro un po' troppo, che sei ammonito? Vediamo. Rilancio lungo di Ospina, siamo pronti a vederlo. 4 minuti di recupero, siamo al 91esimo in questo momento.
Il rilancio di Ospina andrà verso Osimhen perché questo è lo schema in questo momento. Osimhen tra due non riesce a saltare. Bologna che recupera palla con Palacio, torna. Palacio a tutto campo, a 40 anni, incredibile, che giocatore. Che giocatore Palacio, che giocatore, con la cazzimma anche giusta. Attenzione, palla in verticale, buona la copertura di Rachmani, bravo Rachmani, con molta calma, bravo. Voi non state sentendo, ma lo sto sentendo io, da Dani, con Osimhen in campo il Napoli si è abbassato ed ha avuto la possibilità di allungare anche il Bologna. Bravo Koulibaly, in crescendo nel finale Koulibaly. Ora è Mario Rui che rischia inutilmente, hai rischiato qua quasi il secondo giallo. Hai rischiato quasi il secondo giallo. Chiffi si avvicina. Perché? Perché sei presuntuoso, perché volevi superare l'avversario in slancio invece di liberarti del pallone. Sei presuntuoso, arrivi in ritardo, Orsolini ti leva la palla e fa il fallo che poteva anche essere ammonito. Potevi anche essere ammonito. Pensa un po' te, quanto sei un ciuccio. Orsolini, calcio di punizione per il Bologna, siamo al 92esimo e 40 secondi, prova verso la porta, Ospina la deve alzare in calcio d'angolo, sembrava facile, ma Ospina non si fida della presa e secondo me fa bene, palla velenosa e forte, sebbene centrale, calcio d'angolo per il Bologna che chiude in attacco. Pallone messo fuori da Politano che insegue il pallone e lo ruba a Medel. Attenzione, il tiro di prima intenzione, il passaggio di prima intenzione, mi pare fosse Elmas, era un po' fuori misura e non ha potuto servire Politano, poteva essere l'ultima occasione in contropiede. Adesso il Bologna prova ad impostare una nuova azione d'attacco con Barro, inseguito da Rachmani. Barro sterza bene, palla al centro, Koulibaly molto meglio. E adesso è Politano che lotta, ancora Koulibaly che stavolta la scaraventa sull'avversario, un rimpallo favorisce Di Lorenzo, insegue il pallone Dem generosissimo e ora è Barro che lancia il pallone al centro, la deviazione di Fabian Ruiz che stava per fare un autogol di quelli da Oscar. Molto attento Spina in questo caso. Mammaro Carmen, Elmas in possesso di palla, serve Osimhen sulla linea del fallo laterale. Osimhen si ferma, torna indietro dalla corrente Mario Rui, ancora Osimhen in lungolinea per Fabian, portati la palla sul fallo laterale e fammi vedere che la sai mantenere. Viene spinto da chiunque, se ne va quasi, non chiama niente l'arbitro. Siete delle merde proprio disoneste, fallo tra di loro e fallo. Mamma mia Chiffi, che scandalo di arbitro, che scandalo incredibile. Mamma mia come vado in freva, Ultima azione del Bologna, vediamo di fargli segnare giusto per rovinare la media dei gol fatti e gol subiti. Colpo di testa di Koulibaly, ancora un colpo di testa di Yusai che riesce a trovare Politano che viene trattenuto per la maglietta dal suo avversario, si accascia Politano, è finita, Iatavenna a fanculo tutto quanto, diceva qualcuno, molto bene. Chiudiamo tutto qua ragazzi, arrivo subito a leggere tutti i vostri commenti. Mamma mia, voglio subito i risultatisti, voglio come si dice, voglio la mandria dei risultatisti. Dove stanno, perché poi noi parliamo del calcio, di tutto a posto. Bologna-Napoli 3-1 mi pare 3-1. Mi pare che è finita 3-1. Sì, mi pare di sì. Come mai?
Ma come mai? Ma come mai? Allora, io vi voglio bene, voglio parlare, voglio darvi voce in questo momento. Vai a fare un room, bravissimo Ecce Homo, diamo voce a tutti, buono Rachmani, godo Francesco Zentete, che gol Osimhen, che pensi del gol di Osimhen? Un gol bellissimo, poi quell'altro il secondo se l'è mangiato, va detto, però il primo gol è stato bellissimo. I gol di Osimhen sono questi qua, ragazzi, Chiffi scandaloso, e voglio sentirlo a chiare lettere, amico mio, perché quando vinciamo dobbiamo sottolinearlo a chiare lettere, a chiarissime lettere. Osimhen bravissimo, però piedini storti, Osimhen è scarso, va bene, va benissimo. Siete tifosi del Napoli voi o siete sempre i tifosi avversari? Vabbè. Ramani molto bene, miglior difensore in questo momento a disposizione, arbitri sempre non all'altezza. Amore, è martedì, certo che è martedì, è sempre martedì. Orgoglioso di Osimhen, vado a fare uno spuntone, un piccolo grande spuntino alla faccia degli arbitri, arbitro penoso. Buonanotte, vado a dormire, che insofferenza anche questa sera, abbiamo fatto tutto noi, esattamente. Giovanna Sissi, un abbraccio. TVB ai risultatisti, ovviamente. Vale, bellissima sta melodietà, sei molto meglio del 90% dei telecronisti italiani, grazie Daniele, però perdo la salute a farlo da solo, devo andare a fare la pipì. Sapete che cosa vi dico? Vi lancio una canzone che ho scritto, voi nel frattempo se vi piace la canzone lasciate un like, ma se siete nuovi vi iscrivete al canale. Sentite un attimo. Fragili mentalmente, sono 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 fragili mentalmente. Ospina di mattina, Meret e Vilo tu. Di Lorenzo, mo ci penso, più sai, non sia mai. Malquit è chi l'ha visto, Mario Rui è sempre lui. Kulabu, in realtà lui organizza le giveaway su Instagram. Sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente. Manolas, non direi. K2 colpe non sue, Rachmani pensa al domani, Maximovic ma io non ci capito contratto, non ho contratto, ma vuoi firmare, ti vuoi impegnare, ma io non sto capendo che ma in Europa League, in Champions League, cosa si? Sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente. Diego Temme, aiutaci tu, Fabian, Mammi Sant'Anna. Bakayoko, basta Kayoko, Zielinski quando cincischi, Bobotta, Ciampotta, Elmas credo sia un argomento a parte, penso che lo metterò tra quei giocatori che sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente. Llorente nulla facente, al capitano serve una mano, Napolitano o meglio Lozano, Osimhen chi le coglione, e Petagna che è Petagnone, o Cecchino che io tanto ammiro, mentre Milik è l'esempio per antonomasia. E insomma, se volete sapere come finisce, la trovate su Spotify, la trovate su Apple Music, la trovate su Amazon, la trovate stesso qui su YouTube, ragazzi, su questo canale. Like. Concetta, bastano per il limoncello 3 limoni? Penso di sì, ce li facciamo bastare, amico mio, perché comunque il periodo è quello che è. Grande Polli, grande Stellina, grande Arturo, ti ringrazio, un grande Napoli, oltre al risultato una grande personalità e bel gioco, si sono visti sprazzi di bel gioco, si è vista una sofferenza nel secondo tempo, però ragazzi il periodo è questo, se ci aspettiamo che improvvisamente tutto va a meraviglia, non è così, il periodo è questo qua. E io ci provo a essere risultatista, ma non ci riesco, non lo sono mai, e se vedo delle difficoltà ne parlo. Vincere non basta, io continuo a parlare delle difficoltà, però non diciamo cose che vanno oltre il consueto, perché ho saputo di persone che hanno io veramente non volevo parlare perché veramente non si dovrebbe, e non farò nemmeno nomi,
ma vince il Crotone, si esalta Sesse Cosmi per insultare Gattuso. Cioè, come cazzo si fa? Come si fa ad essere così accaniti da addirittura esaltare Sesse Cosmi? Vuoi esaltare la vittoria del Crotone? Benissimo. Basta, poi non è che devi dire c'è Calabria e Calabria, è una cosa di uno schifo e di una vergogna, e spero di non incontrarlo mai, nemmeno in video, perché altrimenti andiamo in grosso conflitto, perché io ho rispetto per tutti, ma quando vedo un accanimento che è un accanimento personale, che va al di là di quelle che sono le cose che si vedono in campo, io mi incazzo da morire. E sapete perché a voi io vi risulto ancora più difensore? Perché io mi è scattato dentro di me la difesa del più debole, la difesa di uno che non può neanche rispondere perché l'hanno messo in silenzio stampa. Allora, di fronte alla difesa del più debole, io comincio anche a vedere cose più positive di quelle che sono, e mi rendo conto, molto spesso posso essere anche io non obiettivo, al contrario, ma perché mi è scattata la difesa del più debole, perché il 90% dei tifosi non ha gli strumenti per discernere se un'opinione è onesta o oppure se un'opinione fasulla per rimpinguare i propri seguaci o per portare avanti una lotta politica contro una persona singola. Non ce la faccio più, ho perso la pazienza, ho perso completamente la pazienza. Ecco perché a voi mi vedrete anche difendere Gattuso anche oltre il normale, perché mi è scattata la difesa del più debole. Quindi voi dovete capirmi, dovete assolutamente capirmi e comprendermi. Io lo sapete, quando poi mi calmo, quando poi è lunedì e martedì, sempre di martedì, io faccio la cosa a freddo e dico non mi sono piaciuti i cambi, dico non mi è piaciuta la fase difensiva, dico tutto, dico sempre tutto, però mi è scattata la difesa del più debole. Non ce la faccio più a leggere certe cose, non ce la faccio più, veramente è una schifezza proprio. Sono costernato perché non voglio fare dissi news con Isciù, però ho raggiunto il limite. Con oggi ho raggiunto proprio il limite, perché va bene tutto, ma quando si è disonesti no. No, veramente, scusate, adesso faccio parlare voi perché voi avete il diritto di dire la vostra e voglio prendere tutti i vostri commenti, ma ho perso la pazienza. Abbiate pazienza. Ho seguito la partita senza telecronaca in live. Quante urla! Sono d'accordo con te sulle offese gratuite a Gattuso, sono pseudo giornalisti che non valgono nulla, è una vergogna. Mi devo calmare, baby, sì, mi devo calmare. Bel gol di Osimhen, tutte le sue qualità. Gol, poi il gol mangiato conferma che tecnicamente deve lavorare tanto. Questo, Gregorio, questo è un bel commento onesto, capisci? Questo è il commento onesto che i giornalisti dovrebbero fare, riconoscere la verità di quello che è successo e poi mettere anche un dubbio nei tifosi e dire ma quel gol te lo sei mangiato, potevi fare meglio, ti fai delle domande, ti rispondi e spieghi per bene. Queste sono le critiche che vanno fatte, non è buona, fa schifo, è il peggiore pacco della storia dell'umanità. Non si può fare così. Il tifoso e il giornalista. Il tifoso lo fa, il tifoso va bene perché non ha nemmeno l'obbligo di farlo, ma il giornalista no. Il giornalista non può mai essere così tranquillo, perché poi fai figure e merda. Fai la fine Mertens, se fa 13 partite in tutto è tanta roba, e poi fa 135 gol Mertens, capito? Gattuso out, ha vinto il Napoli. Osimhen per caratteristiche potrebbe somigliare a Lukaku, ovviamente deve affinare un po' la tecnica, non solo la tecnica, amico mio. Lukaku è la fisicità che ha quando si mette davanti e l'accelerazione, sì, si assomigliano, ma Lukaku è 3 volte Osimhen come spalle, come fisicità, ed è una cosa che ha acquisito nel tempo. Ricordiamoci, Ferrari, che Lukaku adesso ha 27 anni, è proprio nel pieno della forma fisica e nell'esplosione totale. Osimhen è ancora giovane, 20, 22, quanti ce ne ha? 23, e può anche mettere muscolatura. Ricordiamoci la muscolatura che ha messo Fabian in un anno, quindi lo deve fare e può crescere anche a livello, insomma, a livello tecnico, cioè capire certe cose che può fare. Ci sta tutto, ci sta tutto. Ce n'è di strada da fare per arrivare a Lukaku, perché Lukaku è proprio in questo momento l'attaccante perfetto, decisivo sempre. Che è successo? Niente, che è successo? Niente, abbiamo vinto. Vale, buonasera. Napoli bello secondo tempo da contropiede che ha funzionato, grande anche il Bologna, finalmente abbiamo mandato Osimhen nello spazio, esattamente.
Ma chi è questo povero uomo e non si dicono queste cose? Non faccio il nome, ragazzi, perché non si fanno i nomi. Però basta cercare in giro, è facile, lo troverete. Un saluto a Milik che è stato eliminato dalla Coppa di Francia da una squadra di Serie B francese, appunto. Questo ci fa piacere, devo dire la verità. Ci fa piacere. L'arbitraggio, Valeria, arbitraggio, lasciami dire, scandaloso. Scusate, ma che è successo? Allora, mia nipote voleva un cavalluccio, non si trovano più i cavallucci rossi. Allora. Esatto, ascoltatela benissimo. E ragazzi, siamo a 400, è il momento per me e per voi di godervi lo spottino di oggi, che poi trovate poi postato sul mio canale Instagram, li posto poi dopo, ma solo chi è live in questo momento li vede in anteprima. È uno spottino bellissimo, è uno spottino che forse non tutti capiranno, perché è uno spottino che strizza l'occhio alla vecchia televisione, ai tempi andati. Ringraziamo Marco e Mirko per le donazioni. Bevi, mi sono perso delle donazioni, mi dispiace, forse qualcuno durante la live che ero impazzito. Ringrazio tantissimo Marco e Mirko, grazie mille Falco, e grazie sempre. Bevo sì ragazzi, sì. Allora, guardatevi lo spottino, è uno spottino che strizza un po' l'occhio alla TV del passato. Qualcuno lo capirà, qualcuno no. Se non lo capite vi perdete tanto, però secondo me è divertente lo stesso. Siete pronti? Via! Qua giù nel campano tra mandrie di buoi c'è più di un dissidente nascosto tra noi. Qualcuno è tornato e alle 5 di sera mi aspetta da solo alla vecchia miniera, ed io tutto solo al coraggio mi avvinghio. Vedrà quel pallone gonfiato chi è. Ringhio. Lui parte alla carica a testa abbassata, mi scanso e ci prende una tal capocciata che a lei, perforando una gran galleria, si trova davanti la mia pescheria. Ci siamo, stavolta ti sminchio, ti cinghio, mannaccia la rima con ringhio. Siamo fermi di fronte e finita la caccia, decisi a vicenda a gonfiarci la faccia. Il sole nel cielo taglia come un rasoio, sarà mezzogiorno di cuoio. Spottino offerto da Giuseppe Argento. Io adoro, qualcuno ho letto che l'ha beccata, qualcuno invece è troppo giovane ed è complicata, ma fatemi fare una cosa importante, perché potrebbe essere un momento in questa live che irripetibile, e vediamo un pochino se riusciamo a farlo. È una sorpresa, e vediamo se riesco a farlo. È una sorpresa pazzesca, però comunque bellissima, alla grande, la carne che poi era la carne montana, però è la stessa cosa, perché era la carne con la gelatina, quindi è la stessa cosa. Michele D'Ambrosio ti ha donato durante la canzone. Niente di meno, allora non stanno succedendo quando ero via. Grazie Pablo, grazie mille, e grazie mille Michele D'Ambrosio. Ragazzi, recupero tutto, giuro, ed ecco la grandezza dei moderatori, la grandezza della gente che riconosce, vedi, che riconosce, grande Mauro. E c'ho una sorpresa per voi. Signora, la carne, Concetta, vai a scongelare la carne dal congelatore e andiamo a vedere. Demme è una macchina da guerra, assolutamente ragazzi, mamma mia che partita, ovunque. E poi le verticalizzazioni, a me interessa che noi sottolineiamo le verticalizzazioni, perché che lui sta a tutto campo, io lo so, lo sapevo già, che va a pressare, va a chiudere, ma le verticalizzazioni, ne vogliamo parlare? Parliamone. Se ne vogliamo parlare, parliamone. Diciamolo. Come si fa a non capire che Osimhen ha dato la svolta alla partita? Grazie a lui siamo tornati a verticalizzare, prima era impossibile. Fatti dare un bacio. Ragazzi, è un momento storico, perché devo salutare una persona che voi probabilmente riconoscerete. Io lo riconosco a stento, sapete perché? Perché si è tagliato barba e baffi, ma vi presento
Giuseppe Fluido Celentano, in arte Peppe Celentano. Salve, si sente? Si sente, Babbuccio. Sei un po'... Buonasera. Mi trovi strano, eh? Mi trovi stranissimo. Io l'ho scoperto mentre guardavo la tua commedia ovviamente sul teatro in rete, perché oggi ci siamo guardati lo spettacolo in streaming e ho detto ma aspetta, ma è una cosa scenica che non ha più la barba. Sì, e mi è venuta così, insomma, di cambiare, siccome avevo due ruoli, come avrai notato, e allora sì. Lasciando o la barba oppure anche solo i baffi, poteva essere ancora più individuato come la persona che aveva fatto lì. Oddio, si è sempre capito che ero io, però insomma sicuramente. Ma per amore, quindi per amore di scena, per amore di teatro hai detto certo, sì. E questo capitava a mio padre, tuo nonno, quando si tolse i baffi, perché lui portava i baffi, noi credevamo che lui fosse nato con i baffi, e quando si tolse i baffi non lo riconosceva più, insomma, da cominciare da mia madre fino ai figli che ti saluta tutta la comunità, come vedi. Sì, io vi ringrazio di questa chiamata che mi avete fatto e sono felice di partecipare a questa diretta. Hai avuto modo di vedere la partita? Sì, ho visto un poco la partita, insomma ho visto qualche cosa, ho visto Osimhen che insomma mi ha fatto ricordare i primi momenti che giocava, insomma, quegli sprazzi, quella velocità che lo aveva contraddistinto nelle prime partite, e quindi questo mi ha molto, come dire, fatto piacere, insomma, che il ragazzo si sta riprendendo. Per il resto poi mi è sembrato un Napoli che ha dovuto combattere contro una squadra niente male, devo dire la verità. Il Bologna si è comportato abbastanza bene. Quindi ci dice Salvatore, credo nelle qualità di Osi, sarà il nuovo Cavani. Magari. Certo, come dire, quello che ci aveva fatto vedere all'inizio lasciava presagire questo, insomma, di un campione che avesse tutte le qualità per poter sfondare. Poi c'è stato quel periodo cupo, nero, in cui non l'abbiamo più visto, e quando è rientrato, insomma, non ci faceva capire che fosse guarito del tutto. Stasera invece l'ho visto molto, molto bene. Papà, ti posso far fare una cosa, che ha segnato. Ti posso far fare una cosa che non hai mai fatto in vita tua? Chiedi i like. Sai che cos'è chiedere i like? Cioè devi chiedere alla comunità di lasciare un like a questa diretta in questo momento. Voglio vedere se qualcuno non l'ha messa e la fa proprio in questo momento. Bene, e allora io chiedo a tutti voi che state vedendo questa diretta un like, e che vi costa? Un like, così dimostriamo che seguiamo la trasmissione e siamo tutti vicini a Fluido Valerio Celentano. Dice che alla sua comunità. Dice che ci somigliamo, poi non lo so, sì, qualcuno diceva che mi avevi tagliato la testa, insomma, il naso. Veramente, comunque, il naso, se io mi tolgo la barba domani facciamo proprio la fine dei tracchi, quindi fatela ricrescere tu e poi ci facciamo un'altra fotografia a doppio. Sì, senz'altro, anche perché quando cominci a raderti non è sempre facile, perché poi io uso la lametta e quindi è un processo non indifferente. La lascerò crescere sicuramente. Alfonso Scamardo. Ragazzi, se a voi piace il teatro, io veramente non lo dico perché è papà, ma insomma abbiamo lavorato insieme ed io sono stato il suo più grande critico durante gli spettacoli, prima e dopo.
perché ovviamente stando dietro le quinte, lavorando con lui, finivo per imparare gli spettacoli anche a memoria, e se mancava qualche parola io ero il primo a dirgli ma che hit che fa. Sì. Invece devo dire che ho guardato lo spettacolo Il malato immaginario di Molière su Il Teatro in Rete e ho visto la cosa più bella ed il più grande insegnamento che tu mi hai dato a livello proprio di spettacolo: belli serrati, il ritmo, c'era Sì. tanto ritmo. Spiega quanto è importante il ritmo. Sì, è fondamentale, soprattutto quando si affrontano classici come Il malato immaginario, Molière, magari Pirandello, magari Shakespeare. Se non gli dai ritmo, si affossa tutto. È vero che mi hanno fatto i complimenti per l'adattamento, una riduzione, una commedia che generalmente durava le sue 3 ore abbondanti, noi l'abbiamo realizzata in 1 ora e 20, diciamo così. E questo a onor del vero è anche un merito che mi prendo di aver adattato la commedia senza nulla togliere al significato, alla consistenza della drammaturgia. È fondamentale il ritmo, perché oggi come oggi, e soprattutto chi l'ha vista in streaming, se non c'è ritmo tu l'abbandoni, la lasci proprio andare, ma chi sta che vo', andiamo appresso. E allora il ritmo fa sì che tutto diventa più omogeneo, più interessante, più tutto. Soprattutto in teatro oggi la parola chiave è il ritmo. Questo non significa che bisogna accavallarsi, bisogna essere velocissimi. No, il ritmo è rispondere alla battuta nei tempi giusti e mantenere quel ritmo senza prendersi quelle pause che nel teatro moderno oggi sono difficili da poter mettere in pratica. Se uno pensa alle pause di Edoardo, nessuno se lo potrebbe permettere oggi, ma anche in una commedia brillante. È fondamentale. Sì. È chiaro. Papà, io ti ringrazio per essere intervenuto. Gli amici vogliono sapere, voglio essersi sentiti chiamare Amici Bellini e anche Buon Martedì, perché su questo canale è sempre martedì. Invito tutti gli amanti del teatro a passare per il teatroinrete.it. Lo spettacolo sarà ancora in replica, quindi ci sono altre ci sono per i 2 fine settimana dal 13 al 21, quindi sono altre 4 repliche. Adesso non ricordo bene, ricordo la prima 13 e 21, l'ultima, in orari sfalsati, una alle 18, un'altra alle 21, quindi chi non può vederla alle 18 la può vedere. Io dico che ne vale la pena, soprattutto per dare un segno anche che il teatro, insomma, deve vivere, deve continuare su questa strada. Certo, il pubblico è un'altra cosa, è fondamentale, deve riempire i teatri così come i concerti, questo ti riguarda tantissimo, la musica. Però intanto abbiamo fatto un'esperienza di 1 mese e ritornare sulle tavole del palcoscenico è stata una cosa che ci ha fatto molto piacere e già ne sentiamo la mancanza. Ti ringrazio tantissimo di questa partecipazione che mi hai voluto senz'altro far fare. Vi abbraccio tutti, amici Bellini, e sono convinto che arriveranno molti like, perché la gente Peppe Celentano alias Alfonso Scamardo, perché Scamardo come Insidial se no si incacchia. Va bene, un saluto a tutti, un bacio grande, e a presto. Ci sentiamo poi domani, signori. Ciao. No, sta di qua. Grazie. Ciao. Ragazzi, che vi devo dire? Mi sono emozionato di nuovo. Capita, emozionarsi è la cosa più bella del mondo di questi tempi.
E non ho fatto a tempo a dirglielo, ma la cosa bella che volevo insomma sottolineare che a fine spettacolo, sapete, ci sono sempre i saluti, no, degli attori, e nonostante non ci fosse il pubblico loro hanno fatto comunque i saluti, e lui ha voluto da regista anche far fare i saluti ai tecnici del suono, alla costumista, a tutti quelli delle luci, eccetera eccetera, perché il teatro è anche questi lavoratori qua che sono stati dimenticati dal mondo, e quindi dobbiamo assolutamente ricordarci che i lavoratori dello spettacolo sono quelli che ci hanno tenuto in piedi in questo anno deprimente, perché a un certo punto tu stai male, sei depresso, che fai? Ti ascolti una canzone, ti guardi un film, metti una commedia, e quindi dobbiamo a queste persone la nostra sanità mentale. Detto questo, facciamo una chiusura di questa parentesi doverosa per quanto riguarda l'arte, lo spettacolo e la musica, perché i musicisti sono. Ricordiamoci. Caramba, che sorpresa, hai visto zio Peppe? E qua entriamo nei discorsi anche familiari, ma va bene. Vale, anche se non c'entra con la partita, cosa ne pensate di questa edizione di Sanremo appena conclusa? Amico mio, non l'ho vista per niente, ho visto solamente i recap di 8 minuti del... Vuoi rientrare? No, perché... No, ciao. Impazzisco, l'ho visto là così. Non l'ho vista, vedo solo il recap dei The Jackal e quindi non posso dare cosa. Ero tifoso però di Orietta Berti, rock and roll assoluta, inseguita dalla polizia, camerino allagato, e poi canta benissimo, quindi veramente interessante. Poi lo rivedrò. Quando ti seguono in pochi hai bisogno di altro per essere seguito, Canello out. Qua andiamo col dissing. Non voglio seguirti nel dissing, amico mio, ma sai come la penso? Mamma, se ne è sceso un muro. E qui Ciro di dato ci ricorda uno delle mie fatiche musicali, tra virgolette, un remix che feci sulla signora che se ne era sceso un muro, che trovate sul canale youtube.com/valeriofluido. Interessante anche questo. Allora, caramba, che risorpresa, giustamente. È arrivata la notizia: piccola distorsione al ginocchio sinistro per Ghulam, ovvero quello sano per modo di dire. Domani, se non riscontrano lesioni, 15 giorni di stop, ragazzi. Male. E oggi arbitraggio penoso perché si è perso molti falli, però non è stato tanto scandaloso come quello che è successo in altre partite. Da dire che Chiffi è stato anche salvato dal VAR. Sì, Jenny, sì, io ero in live, quindi le mie reazioni sono state belle forti e senza censura. Ovviamente quando ho la possibilità di rivedere, di rieditare, magari certe cose possono essere anche meno gravi di quello che è al momento. Al momento voi vedete un tifoso che vede 2 falli uguali, il nostro lo chiami e loro no. Però vedo, capito, c'erano 3 cartellini gialli su Palacio, la partita lui non la finisce se tu lo cominci ad ammonire, e invece a noi subito le ammonizioni sono arrivate e a loro no. Abbiamo visto cose peggiori, senza dubbio. Ginocchio destro, domani esame a Roma, speriamo bene anche per lui, mi dispiace. E quindi stanno arrivando notizie sulla questione di Ghulam. A me il Napoli non è piaciuto tanto, Rachmani molto bene, Meret darà meno sicurezza con i piedi, ma questa squadra forse è meglio. Questo è un tema, Francesco. Insigne clamoroso, Demme a rizzo, o sì, a metà può fare di più. Sono d'accordo su benissimo Insigne, benissimo Demme. Sulla questione Meret, ragazzi, questo è un tema, nel senso che io vi dico la verità, sono sicuro al 100%, questa è intuizione, ma prendetela come un'intuizione più che fasulla, è vera. Con Ospina la difesa si sente meglio, si sente più tranquilla, restano pure più concentrati perché Ospina chiama delle cose, vede delle cose e parla di più, ok? Però basta con sto fazzoletto, basta, dove sta? Mo la metto di nuovo perché poi non so se tutti l'hanno visto lo spottino del fazzoletto, non si può fare, dove sta? Lo metto subito perché non si può fare, poi dovrei mettere, è complicato, non lo posso mettere, ma lo sapete, fazzoletti di Sfaccin Gattuso, se si è allergico alle verticalizzazioni, ma regalato il gol, l'abbiamo regalato, non si fa così, buttala in avanti se stanno marcate, ma veramente vi credete di essere tutti supereroi? Non si fa. E diamo la colpa a Gattuso, evidentemente lui ha detto dovete farlo sempre, se non lo fate è peggio. Perché
perché poi l'abbiamo visto quando lanciamo in avanti con Mertens quanto stiamo in difficoltà. Serve un ulteriore passaggio, invece quando la lanci lunga e sei piccolino devi far salire i centrocampisti. Se fai un ibrido tra il fazzolettino, il facim, partenza da dietro e comunque poi la devi buttare, vai in difficoltà. Gianni M, ciao Valerio, benvenuto. Tra l'altro Gianni, uno degli ultimi abbonati, grazie mille amico mio. Secondo me il gol preso è più colpa di Ospina, che spara un pallone fortissimo su Demme che veniva in controprestato, non poteva. Assolutamente amico mio, quello che ho appena detto è assolutamente colpa di Ospina, che non deve dare. Demme sta in mezzo a due, tirala fortissima e fai girare Demme che aggredisce poi dopo la seconda palla. Non scherziamo proprio. Vivo in Germania, l'ho sponsorizzato a tutti i miei amici italiani qua. Bellissimo Ciro, alla grande, grazie mille, l'arte ti ringrazia. Fabian lento, Ospina un rimbambito, Osimhen moscio, mamma mia, una situazione, abbiamo perso 5-1. Allora Fabian lento lo sappiamo, però ha giocato molto meglio di altre volte per quanto mi riguarda, la rivedrò e sarò più precisa. Ospina un rimbambito, quell'errore resta grave, l'abbiamo appena detto, ma comunque ha fatto 2 o 3 parate importanti, fondamentali per la cosa, per la partita. Osimhen moscio, ma la mia risposta è ma. Osimhen moscio, io l'ho visto come un pazzo su tutti i palloni, l'ho visto che finalmente era bello tosto attaccare l'1 contro 1, si faceva vedere da tutte e due le parti, è diventato il punto di riferimento per i lanci in avanti. Moscio, ma resto un po' stranito. La voce di mio padre, quanto vorrei avere la voce di mio padre, io ci provo a farla, ma non è mai la stessa. Posso fare una domanda? Ma quanto è forte Lorenzo Insigne? Questa è una di quelle domande alla giornalismo, il giornalismo di primo pelo. Nicola, è così, è forte. La mia risposta è che è forte e che molto spesso noi lo accusiamo anche ingiustamente. Fatemi togliere da questo noi, io non lo accuso mai ingiustamente, io lo accuso solo per le cose da capitano che potrebbe far meglio, ma come giocatore in campo Insigne dà sempre il 100%, molto spesso dà oltre il 100%, ed è molto spesso il migliore dei nostri, molto spesso passa tutto da lui, la manovra, l'ispirazione, eccetera, eccetera. Non scherziamo proprio. Spiegami una cosa. Non lo so, amico mio, un po' è l'invidia di un napoletano che ce l'ha fatta, che è il numero 10 della nazionale, che gioca a pallone, che è miliardario, è l'invidia. Un po' è perché in generale tutti dobbiamo criticare tutti, sono veramente pochi i giocatori che se la sono scampata. Lo stesso Lavezzi, no? Che è un giocatore incredibile, veniva criticato anche lui dai più trancianti perché comunque non segnava mai. Se la criticavamo Lavezzi, figurati se non criticano Insigne. Chi fa, solo chi non fa non sbaglia. Chi vuole fare faccia, chi non vuole deleghi. Quando il diavolo ti accarezza vuole l'anima, diceva Peppino De Filippo. Gattuso si arrabbia con Ospina che rilancia lungo, 30 secondi dopo palla Ospina che in imbarazzo regala palla per non rilanciare. Ecco, questo è il punto dove io dico colpa di Gattuso. Qua io vi do ragione a tutti e dico: se Gattuso si è arrabbiato con Ospina che ha rilanciato lungo in quella fase, è colpa sua che Ospina cerca il passaggio. Poi è anche chiaro, quando tu ricevi quel pallone puoi alzare la testa, a volte lo puoi fare, lo puoi trovare un giocatore meno marcato, ma secondo voi Gattuso vuole che Ospina la dia al giocatore marcato oppure che magari cerchi un'altra soluzione, eccetera, eccetera? Io non lo so, sapete perché? Perché c'è il silenzio stampa, e quindi questa domanda specifica da fare a Gattuso in un'occasione bellissima dove si è vinto e quindi si può parlare dei problemi senza affanni, con più serenità. Io per questo va su tutte le furie, perché oggi che si è vinto ti prendi a Gattuso sotto il braccio e dice complimenti per la vittoria, bene, abbiamo rivisto cose bene. Quel passaggio di Ospina è una tua richiesta fino alla fine del mondo, anche se prendi gol, oppure perché? E lui ti spiega e ti direbbe
e lo so, ti direbbe: hai visto quando abbiamo lanciato lungo che comunque la palla la ridavamo al Bologna e quindi perdevamo comunque palla? Preferisco rischiare per uscire bene, perché poi quando esco bene supero il primo pressing. E lì il giornalista preparato deve rispondere: ho capito, ma aggredisci le seconde palle con i centrocampisti, mentre i giornalisti preparati non ci sono e quindi gli fanno questa domanda. Gattuso risponde così: a noi non ci soddisfa, passiamo ma hai visto il veleno? Questo è il problema del giornalismo oggi in Italia. Questo è il problema del giornalismo in Italia. Non c'è competenza tecnica per andare nel profondo e per risolverci certi dubbi. Questo è il problema proprio grande, ma proprio grande. Ehi tu, dico a te, amico bellino, non sei ancora iscritto al canale? No, ma sei completamente pazzo. Assolutamente. Vogliamo compattarci per la Champions, poi a giugno cazzo in culo a profusione atomica. Io sono d'accordo, Giovanni, sono d'accordo con te. Questo bisognerebbe fare. Chissà se magari questa vittoria possa dare un po' di entusiasmo. Certo è che io la vedo comunque difficile, perché davanti non è che a Roma ha vinto, a Roma non sbaglia col Genoa. E il Milan non lo guardiamo proprio, la Juve non la guardiamo proprio. Magari ci possiamo tenere la Lazio dietro, ma comunque l'Atalanta, vediamo cosa fa con l'Inter. Se riusciamo a rimanere in scia, tu te la lotti, ma adesso abbiamo periodo di ferro, Milan, Juventus e Roma. E tu puoi seppure tu ti compatti e fai tutto per bene, puoi comunque uscirne con le ossa rotte, anche se fai tutte le cose per bene. Se invece cominci a soffrire a un certo punto, come hai sofferto oggi col Bologna, non esci vivo con queste tre squadre. Bisogna essere onesti. Ogni allenatore, secondo le proprie idee, mette in campo la squadra per vincere. La differenza è tra chi riesce a farlo bene e chi sta ancora imparando. Per me Gattuso è bravo, ma non è da Napoli. Mi piace così, mi piace letta così, Nando, così mi piace. Se io riesco ad ottenere tutti i commenti anche contro Gattuso, che però me la spiegano così bene, con rispetto, con parole giuste, rispettose, io accetto tutto. E là non mi scatta la autodifesa del più debole che non può rispondere. Io accetto detta così, perché comunque Gattuso è un allenatore giovane e comunque deve fare i suoi errori, come lo è De Zerbi, come lo è Italiano, come lo sono tutti questi allenatori qua in rampa di lancio, che vengono esaltati a prescindere per andare contro il nostro. Io è lì che vado troppo in freva. Abbiamo esaltato De Zerbi è l'apoteosi del fazzoletto di Sfaccimma, proprio apoteosi totale. Volete De Zerbi a Napoli? Scordatevi i lanci lunghi ogni tanto, si fa così, si prende gol, si fa così lo stesso alla prossima azione. Quello è De Zerbi, senza proprio dubbio. E guardate la fase difensiva di De Zerbi, penosissima. Quando l'Udinese vince col Sassuolo si dice: facciamo schifo, non siamo riusciti a vincere col Sassuolo, che schifo. L'Udinese fa 2 gol al Sassuolo in contropiede. Il primo di Llorente non era in contropiede, ma insomma fanno tanti contropiedi, perché la fase difensiva del Sassuolo è scarsa. Noi riusciamo a farne 3 di gol al Sassuolo e avevamo pure vinto. Poi è successo quel di Lorenzo Baca Manolas, che grida ancora vendetta, ma fatemelo dire che grida vendetta. Allora, riprendiamo un pochino di messaggi. Mi sto allungando troppo, ora riposiamoci e facciamo l'amore, addirittura. Grande. Allora, un abbraccio ai risultatisti e magnatevi questi 3 limone. Mi spieghi normale che escono in contemporanea i 2 unici giocatori del Napoli? Che cosa intendi? Quando sono usciti Zielinski e Insigne? Era un momento di difficoltà, amico mio. Se tu li spremi e li fai infortunare, poi diciamo: vedi, Gattuso non ha mai sostituito Insigne, vuole fare infortunare Zielinski. Lì serviva gente fresca che potesse seguire i giocatori del Bologna e fare un po' di interdizione. Hai messo un terzino in più, hai alzato Di Lorenzo, che comunque a quanto pare ancora ce la fa. Speriamo che non si faccia male anche lui, perché andiamo veramente in difficoltà. Così capita, così si deve fare alle volte. Devi anche rinunciare a giocatori di qualità per difenderti un attimo. Anzi, questa è una cosa che molto spesso è stato accusato Gattuso: ti dovevi difendere il risultato. La realtà è che il risultato poi decide come fai le trasmissioni tu poi dopo, non noi, ma le trasmissioni in TV, che qualcuno le aveva già impostate per la sconfitta e invece l'hanno preso nel di dietro. E là voglio vedere i risultatisti da TV che dicono: il Napoli ha vinto, ha fatto tutto il suo dovere, bene così dovete dire.
Se poi invece volete parlare, il Napoli ha sofferto, dovete parlarne anche quando perdiamo con lo Spezia e devi dire no, con lo Spezia non abbiamo sofferto, siamo stati sfortunati. Devi essere onesto e coerente fino in fondo. Se sei risultatista, dire solo i risultati. Se invece ti guardi la partita, io ti posso dire abbiamo sofferto nel secondo tempo, ci sta, però godo, però fammi godere perché io sono tifoso. Tu da giornalista non dovresti godere, dovresti fare il giornalista e dovresti vedertela bene la partita, eh? Lasciamo perdere. Ma oggi ha giocato il Napoli, su Sky stanno parlando da 40 minuti della Juve. Questo non lo so, amico mio. Abbiamo chiuso tutti gli streaming, ovviamente non c'è. L'allenatore Gotti ti piace? Amico mio, devi andarti a vedere, e fallo domani o a fine live, Gregorio, una video intervista che ho fatto allo youtuber Alessandro Catto. Lo trovi qui su questo canale, su Caffè Napoli, cerca Alessandro Catto e parliamo in tempi non sospetti di Gotti e diciamo guarda che tu Gotti eccetera eccetera, lui propone questa cosa, io dico ma lo sai che mi interessa questa cosa, non mi dispiace come profilo, ti consiglio di andarlo a vedere perché ne abbiamo parlato molto prima che adesso l'Udinese sta in questa fase bella, capito, che tutti se ne sono accorti. Noi l'abbiamo, guarda, vatti a vedere la data. Tornerà Lozano per la partita contro il Milan, salvato e soldato Lozano? Non credo proprio, amico mio, non credo proprio contro il Milan, forse se ci va bene contro la Roma. Ancora sono uno ogni 3 giorni. Lorenzo il Grande, Vale dopo il primo gol abbiamo smesso di giocare noi o ha iniziato a giocare il Bologna? Questa è la domanda delle domande, amico mio, non ti so rispondere per bene perché io tendo a guardare solo il Napoli, anche quando il Bologna è in possesso di palla io guardo il Napoli, per questo non sono un match analyst farnuto perché devo essere in grado di guardare tutte e due le squadre, però mi concentro sul Napoli perché voglio vedere la fase difensiva del Napoli e secondo me ci siamo abbassati un po' noi. È un po' una cosa inconscia che sta succedendo, facciamo il gol invece di attaccare ancora. Andiamo un pochino più col braccino corto. Il Bologna ha fatto la sua partita senza dubbio, poi dopo l'occasione per andare 2-0 subito l'ha avuta Insigne, l'ha avuta sicuramente, però ci sono state quelle occasioni, il palo del Bologna sull'infortunio di Gulam e quel cross che mi sono perso dal vivo col parata di Ospina. Controllate, qualcuno ha dimenticato il like, può essere? Vedete un po'? Vedete un po' se qualcuno ha dimenticato il like perché altrimenti vi devo far vedere un ulteriore intervento di Saverio Solido che vi deve dire una cosa. Amici Pellini e Caffrid, mannaggia Gattuso, fanno fritto, è proprio sicuramente colpa sua perché i ghiacciai, poi quando fa troppo caldo pure, insomma è una questione di scaldamento globale, è pure colpa sua perché è chiaro che poteva fare di meglio con i ghiacciai che si scioglievano, invece non ha saputo. Insomma, ci troviamo a parlare di una vittoria, ci troviamo a parlare insomma di un pareggio che ci condanna completamente perché già stavamo fuori. Vai Concetta, ti mi giri intorno, vai, fai l'altra parte. Abbiamo perso, si sapeva, lo sapevo benissimo, l'avevo previsto e ovviamente il Napoli questo è, il Napoli perde col Bologna, il Napoli Gattuso out, ma subito, assolutamente subito perché siamo ancora in tempo. Ma non siamo più in tempo per niente. Era troppo letta la situazione. Comunque, a prescindere da tutto, se non vi iscrivete al canale, c'è qualcuno che ci resta male. Concetta, Concetta si piglia gol. Come fa? Iscrivetevi al canale. Ma subito. Sono fragili mentalmente, 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 tu sei fragile mentalmente, siamo fragili mentalmente, siamo fragili mentalmente. Ma come fai? Se ci provo succede un macello, diventiamo virali. Sono sicuro che se ci provo cade tutto. C'è ancora l'acqua dentro. Come fa? Maronna mia, no, la paura addosso, quella ballava pure. Concetta, ragazzi, avete visto anche Concetta? E vediamo se arrivano i like per la concettissima. È una questione di concetti, bisogna esprimere bene i concetti. Bravo Carlo, vedi? Vedi?
Enrico Terlizzi, amico mio, mi manchi. Onestà intellettuale cercasi. Manca Lozano migliore della stagione. Osimhen 3/4 della stagione fuori. Nel finale stasera, per esempio, se hai le frecce. No, ma è colpa di Gattuso, disonestà intellettuale, amico mio, è una battaglia, sono rimasto solo in questa battaglia perché era più facile dire, senza, capito, approfondire tecnicamente, dire, l'allenatore non è buono, ma sai perché si è detto questo? Perché si sono fatti i debiti con la bocca prima e hanno detto questa è la rosa più forte dell'era De Laurentiis e hanno convinto anche me. Quando poi alla fine vai a stringere, se ti mancano i giocatori chiave, quelli che devono subentrare non sono all'altezza, perché se tu punti su Gulam è una cosa, ma se devi puntare su Mario Rui per tutta la stagione non è la stessa cosa. Se ti vengono a mancare Koulibaly e Manolas e devi inserire giocatori che, insomma, Maksimovic non è la stessa cosa. Di Lorenzo le gioca tutte, vabbè, amen, ma è la stessa cosa avere Osimhen e Mertens invece di avere Petagna e Elmas, non è la stessa cosa e dobbiamo essere onesti e dire abbiamo sbagliato all'inizio. Invece no, che si dice per confermare quello che hanno detto, Gattuso out, con un altro allenatore si vinceva lo scudetto. Siete disonesti, perché con un altro allenatore questo facevamo, ragazzi, punto più punto meno, e su questo non c'è nessuna controprova. Non c'è la mia, ma non c'è neanche la vostra. Non c'è neanche la vostra. I 3 dislike sono dei giornalisti. Sì, amico mio, sì, perché abbiamo avuto la conferma che guardano, lurcano, ascoltano e quindi mettono anche i dislike. Ma Gattuso può stare più zitto, i giocatori vanno in confusione, mica giocano in Serie D. Saracì, quando Gattuso, io sono d'accordo con te, lo dico sempre, state zitto un poco perché mi manda in confusione pure a me, sono d'accordo su questa cosa qua, però secondo me una volta che non ha parlato che doveva dire tiralo avanti, è successo fallo laterale di Lorenzo, di Bakayoko, eccetera eccetera. Lì forse si calluccava e gli metteva un po' gli diceva cosa fare, tiralo avanti per esempio, oppure gli dettava il passaggio, Matte, dagliela a Matteo, oppure Fabian che stava annanzi, o a Bobot. Una volta non ha parlato, hanno perso lui punto. Quindi è vero questo, ma è vero anche il contrario di questo, come sempre nel calcio, perché poi a Luke si vince, non è un problema, vuol dire che è un grande motivatore. Non parla, diventa Ancelotti, pare che non se ne fotte proprio, allenamenti blandi, vai giù, e noi dobbiamo avere una linea e non possiamo sempre a seconda dei risultati dire e non dire, capisci che cosa voglio dire? Ora è il momento di cacciare i ciglioni in questi 15 giorni, c'è bisogno di 3 vittorie e sistemiamo la stagione, cosa ne pensi? Giovanni, con 3 vittorie è chiaro che sistemiamo la stagione, ma non perché andiamo in Champions con queste 3 vittorie, poi devi continuare il filotto, perché se tu fai queste 3 vittorie e poi magari stecchi quella di dopo, che non so con chi è, con un'altra piccola, ne hai fatta niente. Quindi il problema serio è questo filotto che il Napoli non è mai in grado di fare da tempi immemori, filotti di vittorie mentre le altre si devono suicidare a poco. Questo è il problema. Però voglio vedere i ciglioni, li voglio vedere cacciati, perché voglio vedere una squadra che ci crede, almeno mi deve dare la sensazione di crederci lei e dopo ci credo anche io. Capisci? Vale, buonasera, come avete detto è un altro Napoli, speriamo bene per Fausi, a me ha dato l'impressione di un altro crociato in diretta, Victor c'è, Dem è incolpevole sul gol, avanti così. No, ma chi si è permesso di dare la colpa a Dem? Fatemi capire, il secondo messaggio che dice credo sia più responsabilità di Ospiri, ma è ovvio che è responsabilità di Ospiri, chi si è permesso di dare la colpa a Dem? Mandatemelo qua. Ciao Vale, buon martedì. Comunque non ci siamo ancora, siamo penosi e come al solito facciamo regalo alla difesa. Non hanno anima, segniamo solo con assoli. Buona donna, sapete se il padrone di casa ha le corna? Buona donna, sapete, so affari suoi. Salberani, sì, allora penosi, no, ho visto partite più penose sinceramente del Napoli dove non eravamo nemmeno in grado di fare azioni di contropiede, è un Napoli che sta ancora in sofferenza. Secondo me la questione è questa: ti ricordi quando arriva Gattuso e lui prova a giocare in un certo modo propositivo eccetera eccetera e perde le prime partite, di conseguenza si piglia i giocatori e dice ragazzi, se vogliamo uscire da questa cosa e non vogliamo retrocedere,
dobbiamo essere un po' più umili, un poco più bassi, facciamo un po' di catenaccio e vediamo, facciamo il contropiede, e lo abbiamo fatto bene. Coppa Italia, eccetera, eccetera. Umiltà. Vinciamo la Coppa Italia, smette l'umiltà, finisce l'umiltà, non si gioca più per niente. Che come fa il catenaccio quando non hai lo stimolo di raggiungere niente? L'Europa l'avevi raggiunta, benissimo, il campionato finisce così, tra qualche vittoria, pareggio, eccetera, eccetera. Si ricomincia il secondo anno, belli propositivi, lottiamo magari per lo scudetto, bei titoli sui giornali, eccetera, eccetera, cominciamo anche bene, benissimo. Andiamo di nuovo in crisi per tutti i motivi che abbiamo elencato, infortuni, sfortuna, Covid, Gattuso, fazzoletti di sfaccini, tutto. In questo momento, che è il momento di crisi simile, tra virgolette, con più punti, ma simile a quella di Ancelotti, secondo me Gattuso si è avviato assicuratura e ha detto: ragazzi, si deve ricominciare a essere bassi come abbiamo vinto la Coppa Italia. Questa è l'unica cosa da fare, perché altrimenti non ne usciamo. Non siamo in grado, non siete in grado, non siamo in grado, si mette pure lui dentro, secondo me, ad essere dominanti e a prenderci il pallone e a farlo sparire. Non siamo in grado, con i palloni tra i piedi, perdiamo palla e peggio. Quindi più verticalità, attenti in difesa, subito la proposta in avanti, e siamo pericolosi, perché ricordiamoci la pericolosità, le azioni di Politano, il gol mangiato da Osimhen, i 2 tiri di Insigne, le altre occasioni di testa, eccetera. Ci sono momenti in cui puoi fare l'incudine e momenti in cui devi essere martello, secondo me, 5,5, vabbè, sono pazzi. Sono pazzi. 5,5. Cioè, se tu solamente per quelle 2 o 3 verticalizzazioni pazzesche che hanno messo i giocatori in porta gli devi dare 7,5 a Demme. Ma che vergogna, ma che vergogna. No, io i voti fortunatamente non li faccio più, perché sennò... Plauso alla community comunque, eterogenea, molto rispettosa e che tendenzialmente protende verso il ragionamento. Merito di Valerio, fidatevi che in giro è Gattuso out ogni secondo, caproni, solid. Questa mi piace tanto, questo messaggio. Ringrazio che mi dai il merito, però c'è tanto merito, tanto merito della community vera e propria. Io ho fatto dello scrematura, sì, però questo sia un complimento che prendetevi voi. Lasciate un like per voi stessi in questo momento, è come un autolike. Vorrei raggiungere 700 like stasera, non tanto per la vittoria del Napoli, ma per la vittoria del dialogo. La vittoria del dialogo e del sapersi confrontare, cosa che in TV non avviene, che in radio non avviene, che su altri blog, su altri canali non avviene, perché è più facile. Che vergogna, stracciate i tesserini, non siete buoni, serie C, serie D, praticamente questi allenatori. Oh, state parlando comunque con dei professionisti. Nel caso di Gattuso stai parlando con uno che ha vinto la Coppa del Mondo, che ha vinto Champions League. Un po' di rispetto a prescindere, no? Come il rispetto che danno a Pirlo, il signor Pirlo, che vince con la Lazio, ma se mi permettete, io resto molto dubbioso del fatto che lui abbia deciso di mettere Bernardeschi terzino, Alexandro centrale con Demiral e Quadrado, quando tu, e che Danilo a centrocampo, quando tu puoi mettere tranquillamente Alexandro a sinistra, Danilo e Demiral al centro e Bernardeschi più avanti come mezzala. Niente di meno, lui per usare Danilo centrale di centrocampo al posto di Arthur si inventa 3 fuori ruolo, ok? Una follia tattica senza precedenti. Danilo non vede un pallone nel primo tempo, dopodiché la Lazio smette di giocare. La Juve è brava a fare quei 3 gol. Adesso probabilmente, non ho seguito, ma probabilmente il grande maestro Pirlo, l'idea di mettere Alexandro Bernardeschi che gioca bene da terzino, si è reinventato. No, dovete essere onesti, quello è una schifezza tattica. È una schifezza tattica inaccettabile. Solo che il dio del calcio non è buono, non è giusto, non è che ti dice hai fatto una schifezza, vieni punito dalla Lazio e perdi. No, Pirlo vince e quindi magari lui adesso si sente anche in diritto di provare la prossima volta una cosa del genere, anche se non ha tanto senso. La bellezza della community. Lasciate un like per la bellezza della community.
Portugal for you, d'accordissimo con Solid Snack, è l'unica community che seguo proprio perché altrove non si ragiona e sono fuori di testa. Amico mio, poi dopo ci sentiamo per quella cosa lì, perché non ti abbandono, te lo giuro, te lo prometto. Il fratello di Sha, vabbè, amico mio, ma non mi far dire cose nello specifico, poi ognuno guarda la partita come la guarda, poi chi è più giovane ovviamente cadda a ricevere. Valerio, ma hai notato che il 90% dei casi il Napoli pressa in modo disunito, ci saltano le prime due linee? L'ho notato, Felice, questa è la mia più grande preoccupazione. La mia più grande preoccupazione quando vado in difficoltà a capire se siamo 4-2-3-1 o 4-3-3 è perché è un po' confuso e non capisco se ci sono dei giocatori che seguono a uomo, perché purtroppo nessuno so chi era. Gattuso prima non glielo chiedevano, adesso silenzio stampa e vado in difficoltà. Comunque continua a non convincermi al 100%, te lo confermo. E la tossicità dell'ambiente Napoli è uno schifo, è veramente difficile. Problema ginocchio sinistro, quindi non quello rotto. Per Gulam domani visite per capire meglio, speriamo bene, Wagyu. Regalati, sì, vabbè, lasciamo perdere, che poi ci va pure bene perché meglio che la Juve va avanti e la Lazio resta dietro. È uguale dappertutto. Vale, oggi un ass, grandissimo gol, se non sbaglio è ancora di proprietà del Napoli, sì. L'anno prossimo lo inserirei volentieri. Tu invece, amico mio, per me io un ass l'ho guardato spesso, l'ho guardato sia col Cagliari sia col Crotone. Un ass ha una grande tecnica, ha lo spunto, ha un buon tiro, si prende però certe pause, un ass clamorose. La differenza tra un ass e Callecon, tra un ass e Insigne, tra un ass e Politano è che a un certo punto si ferma e cammina. Guardati bene le partite, io le ho guardate e in tutte le partite ci sono dei momenti in cui lui si spegne proprio, così, si guarda intorno, poi se vede l'occasione si accende, è frizzante perché magari sta anche fresco che non ha speso energie, però io nel Napoli gli darei addosso una continuazione, se non sta sempre acceso, no, ma fammi capire, niente di me, no, perché avevo visto una cosa di Falco. Stai usando il nuovo Joe? Ah, che bello, voglio vederlo. Purtroppo non esce scritto. Chi può usare la nuova emoticon di Joe Pellecchia che è bellissima? Buonasera Bellini, 3 punti fondamentali. Francesco Fucci, perché Gattuso ha sprecato uno slot per mettere Osimhen al posto di Mertens dopo 7 minuti quando poteva fare il cambio all'intervallo? Per me è una pazzia, se Zielinski si fosse infortunato erano guai. E vedi, però non ne facciamo buono manco una, pure queste, capite? Hai tolto Mertens dopo 7 minuti. Ho capito, tu quando le cose vanno malissimo tu puoi fare anche il cambio al 45esimo, ma sono pochi gli allenatori che lo fanno così. Tu vedi come rientri in campo, valuti le condizioni di Mertens e ti rendi conto se può continuare oppure no. Sì, pure questo, cioè a Maricia Gattuso, hai sprecato uno slot, no, mi sembra veramente ingeneroso. Credo che il problema di questa stagione sia proprio il Fanta Gattuso out. Che cosa ne pensi? Io ti dico la verità, Giovanni. Quando è partito il Gattuso out, che era ancora troppo presto per essere onesto, ovviamente io ho detto: che state dicendo, che cosa state facendo? E Gattuso comincia a nervosirsi. Il nervosismo lo porta anche a fare degli errori, quindi quasi a giustificare quelle critiche. Facci caso, arriva il Gattuso out, poi arriva il non reale sostegno della società, perché poi tweet che dicono e non dicono, eccetera eccetera. Da quel momento Gattuso inserisce Ospina titolare fisso. Fateci caso, questo è un momento chiave, è un momento fondamentale. Nel momento in cui Ospina diventa titolare fisso vuol dire che lì si è rotto il giocattolo. È lì che Gattuso dice: ma sinceramente, ma io questa cosa che lo sto alternando perché voglio fare piacere alla società, o portiere che ha scelto la squadra perché l'ha scelto la squadra Ospina, che si sente più sicura, e Ospina, faccio giocare Ospina, non mi interessa che c'è l'investimento da salvaguardare Meret. Ospina è meglio, parla di più, è più esperto, c'ha più freddezza.
Ospina era diventato titolare in tutte le partite, dopodiché si infortuna, per questo torna Meret, ma adesso è tornato Ospina appena è stato meglio. Cosa significa? Significa che non c'è più sinergia società, allenatore, giocatori, almeno allenatore e giocatore ok, ma all'interno Meret che si sente trattato così è un problema, capite? Capite che a catena che cosa è successo? Gattuso out, la società non reagisce, Gattuso si sente offeso e secondo me ha ragione, perché c'ha un rit di tutti i colori quando non lo meritava proprio, quando era ancora in corsa su tutto. Cominciano gli errori, comincia la mancanza di sinergia. È importantissimo, è importantissimo. È troppo facile, capito? Dire ma chi mi sa aiutare a sinistra. Nel profondo. Maledizione. Ah, io leggevo Gattuso out già da Napoli a 0, ma figuriamoci. Certo. Sei soddisfatto di questa partita? Io onestamente no. Come ha detto Mihajlovic nel post partita, è un risultato molto bugiardo. Mihajlovic cade a ricere. Mihajlovic è uno che spesso dice cose del genere comunque per difendere i suoi giocatori. Io credo che il Napoli ha meritato di vincere. Poi hanno fatto un po' di forcing nel secondo tempo, perché noi stiamo nel periodo in cui stiamo, ma sinceramente nessuno può dire che abbiamo rubato niente. Se vogliamo dire anche questo, penso che non ci siamo. Va bene così. Soddisfatto, devo essere soddisfatto al 100% quando facciamo dominio e non subiamo. Purtroppo non è ancora il momento del dominio. Aspettiamo un altro poco. Allora, ma questo tra l'altro, Fabio, a livello proprio umano non c'è stato rispetto assoluto. Il problema all'occhio, pure ce lo dimentichiamo, lo dimentico anche io. Una persona pulita almeno 2 mesi... Una persona pulita perlomeno 2 mesi usa una camicia, ma perlomeno 3 mesi. La mattina uno si fa un bagno, la camicia non ci sporca, la biancherina non ci sporca. Buonasera Gigli, ma solo io vedo che quando pressiamo lo facciamo totalmente a caso, si crea uno spazio di 60 metri in mezzo al campo in maniera disunita, non coordinata. Rachmani top, Fabian bene. Sì, Gigli, ne abbiamo parlato. Il pressing ancora non mi convince al 100%. Purtroppo nessuno. Chiediglielo tu, se tu hai i tuoi contatti, chiediglielo tu a Gattuso e fammelo sapere in privato, perché veramente questa è una cosa che sarebbero le domande interessanti, no? Da fare a Gattuso. Uè, Bellini! E l'arbitro assolutamente inadeguato per quanto mi riguarda, inadeguato. Osimhen, se riesce a sopperire ad alcuni limiti tecnici che ha palesi, può diventare un fenomeno. Al momento è un buon giocatore funzionale al nostro metodo di gioco. Sì, se vuoi giocare così. Crociato per Gulam, molto probabilmente domani visite. Aspetta, Crociato, qua mi dicevano distorsione legamento, ma no. Sì, ma Crociato, ok, ma Crociato può essere una lesione, può essere un'elongazione, non sei spozzata. Fammi stare tranquillo, che quello è quell'altro ginocchio. Valerio, anche se eri in live, portala comunque la reaction per favore. Vittorio, nel video di domani probabilmente prenderò degli snippettini. Faccio degli snippettini, stanotte faccio il super lavoro e la posto. Sì, te lo voglio fare sto regalo. Che comunque vale, non so se siete d'accordo, ma Victor, aspetto di vederlo a spazi chiusi, dove per me farà bene lo stesso, non solo quindi a campo aperto. Abbiamo 7 giorni per preparare il mio. Speriamo, amico mio, speriamo bene. Sua sorella non si fa vedere, ma quando è sola sua sorella non si fa vedere, ma quando è sola si mette la trombetta in bocca. Oh cielo, mio fratello, e se la mette dietro la schiena. Questo pure è importantissimo, sempre le citazioni importanti. Tore Falanga, Tardelli ha dato 6,5 schiffi. Anche stasera Insigne ha dato prova di essere un capitano, anche oggi ha fatto tutto. Certi tifosi dovrebbero mollare la presa su di lui. Tore, prima di tutto ti ringrazio sempre per il tuo supporto e sono d'accordo al 100%, sono trancianti alle volte. Io ne ho bannati 5 o 6, ne ho bannati 5 o 6 che non facevano nemmeno ridere, cioè che il Napoli vinca o perda venivano a dire il capitano che non segna mai, è scandaloso, che difendete a fare Insigne, anche su video che non c'entravano niente con Insigne. Loro unico scopo di vita è rompere il cazzo a Insigne, e li trovate ancora sugli altri canali, anche sui canali dove fanno i vari cosi, gli editoriali eccetera eccetera.
là sono liberi perché quelli non bannano nessuno, io li ho bannati quindi qua non li vedrete più, ma a meno che non si fanno gli account favezi, che anche questa è una cosa. Però l'unico scopo di vita è insultare Insigne. Guarda, secondo me è grave, secondo me veramente, quando erano piccirilli probabilmente si chiamava una fidanzata, cose del genere, perché altrimenti non mi spiego. Non so se hai notato che Osimhen comunque per ora i contrasti di Pesta li perde tutti, può migliorare, non li perde tutti Ottavio, assolutamente no. 1, 2 o 3 che ho visto, di lanci sulla sua testa ne sono arrivati 5 o 6. E 2, la metà li ha presi e li ha presi bene, ha anche lanciato Insigne con un colpo di testa. Quindi ci deve lavorare sicuramente, non è il suo gioco, non l'abbiamo preso per usarlo come Ibra, diciamo, lo dobbiamo lanciare in profondità, però ci sta lavorando secondo me e può migliorare anche su questo, perché almeno ha il fisico, la statura per farlo e salta molto di più di Petagna. Attento ai titoli clickbait sul crociato, anche io l'ho letti ma arrivano tutti da siti sconosciuti, vedi? Speriamo di no. Ma il gol annullato al Bologna è giusto, chiedo da ignorante. Kick Cock, sono stato sorpreso anche io. La telecronaca diceva quando il portiere quando lascia il pallone in aria e sta facendo il rinvio è ancora in possesso. Quindi nel momento in cui il pallone non rimbalza, il portiere è ancora in possesso di palla. Quando il portiere è in possesso di palla, l'attaccante non può intervenire. È una regola. Anche io sono stato sorpreso perché tu vedi il pallone proprio che si stacca e lui lo tocca pulito. È una regola e quindi abbiamo imparato una cosa nuova. Ma che Rocco, Teresina, se non paghi ti vedrai arrivare un orecchio. Quell'orecchio sono io in persona. Ma che rock and roll. Voglio fumare, sì, voglio fumare. Fumo. La titina di Filippo, voglio fumare, sì. Fumo. La è straordinaria. Lo Turco, lei sarà anche un buon diplografo, ma come contatore non capisce niente, non vale niente. Era 4, 1, 2, bellissimo, perché tu Nicola non solo fai la citazione ma riprendi anche il commento memorabilino che proprio Mario Pirolla aveva scritto l'altra volta. 1, 2, 3 e 4, tocca a voi, andate. Ospina comunque Pollo, e su questo non c'è problema. A prescindere dagli errori di Gattuso, tutti i giornalisti e giornali completi credono che un altro allenatore le cose potrebbero andare diversamente. Io credo che oramai, o lo facevi dopo l'Inter, ok? E avevi tutta la stagione ancora, perché dopo l'Inter io ho visto una leggera involuzione, dovevi avere questa intuizione pazzesca e dire il Napoli così, cambiamo tutto, ma nessuno lo fa. Del momento in cui siamo arrivati piano piano con alternanza di risultati ad uscire dalle varie cose, eccetera, eccetera, con tutti quegli infortuni, eccetera, eccetera, il problema sai qual è? È che un altro allenatore, chi c'è oggi disponibile che va meglio di Gattuso? Perché le squadre che hanno poi cambiato allenatore sono andate tutte meglio. La Fiorentina, da Iachini a Prandelli, fai un salto di qualità, no? Iachini, Prandelli, più o meno, ti aspetti qualcosa in più. Stanno ancora lì a lottarsela così. Il ritorno di D'Aversa, così e così. Il Parma andava benissimo con D'Aversa, ritorna con D'Aversa, così e così. E il Torino ha avuto un po' di giovamento, il Genoa ha avuto un po' di giovamento con Bernardini, ma adesso il Genoa ha trovato i punti della salvezza, ricomincia a perdere. Insomma, ragazzi, ci poteva essere una scossa col cambio di allenatore, ma poi si ritornava ai problemi di polleria che comunque questa squadra ha, endemici, si può dire endemici, problemi empirici. Gli spottini, perché qualcuno non l'ha visto, e allora ragazzi, a grande richiesta, perché qualcuno non l'aveva visto, e questo è un occhiolino al passato, ragazzi, chi la riconosce, chi l'ha riconosciuta prima, zitta chi sa vogliuc, ma chi non lo sa. Qua giù nel campano tra mandrie di buoi c'è più di un dissidente nascosto tra noi. Qualcuno è tornato e alle 5 di sera mi aspetta da solo alla vecchia miniera ed io tutto solo al coraggio mi avvinghio. Vedrà quel pallone gonfiato chi è. Ringhio.
Lui parte alla carica a testa abbassata, mi scanso e ci prende una tal capocciata che a lei perforando una gran galleria si trova davanti la mia pescheria. Ci siamo, stavolta ti sminchio, ti cinghio, mannaccia la rima con ringhio. Siamo fermi di fronte e finita la caccia, decisi a vicenda a gonfiarci la faccia. Il sole nel cielo taglia come un rasoio, sarà mezzogiorno di cuoio. Spottino offerto da Giuseppe Argento. Allora, l'avete beccata, no? Che sono delle cose, insomma, che si capisce. Comunque mi dicono uccellini informati che si tratta di trauma distorsivo, poi si deve vedere l'interessamento, ma crociate, ginocchio, calma, cioè, capito? Calma con le cose, mi parlano di trauma distorsivo. Arriveremo a capire, però direi di non lanciare cose trancianti per deprimerci ancora di più troppo in fretta. Vediamo un pochino e vediamo un po' se l'hanno perso completamente una volta così oppure no. Hai fatto bene a bannare all'inizio, qua siamo arrivati alla dogana. Siamo arrivati alla dogana. Tony, sì, un pochino di scrematura andava fatta. Per sostituire Gattuso per 13 partite, pure se chiamano a me gli dico di no. Maximale, è bellissimo sto messaggio, memorabellino veramente, perché non aveva senso, capito? Non ha più senso. O gli fai fare un girone intero, qualcosa in più, il tempo di conoscere i giocatori. Ragazzi, lo spogliatoio, ci sono delle dinamiche, ci sono delle cose che adesso Gattuso conosce a menadito. Credetemi, uno nuovo può fare più errori. Gattuso farà i suoi errori, ma non farà errori di inesperienza per non conoscere quali sono le dinamiche tra i vari giocatori. Ricordiamoci le dinamiche tra Yusai, Rachmani, Maximovic, un serbo, un croato, il macedone, Elmas. Insomma, ci sono delle dinamiche di spogliatoio che Gattuso conosce, altri allenatori dovrebbero imparare a conoscere. Io non credo che la società sportiva Calcio Napoli sia in grado di mettere a giorno, no? Di aggiornare un nuovo allenatore e dice: questa è la relazione, questi sono i problemi che devi risolvere, vai, risolvi. Vado in difficoltà a credere. Trauma distorsivo al ginocchio, domani ulteriori accertamenti. Vedi? Bravo Evelyn, tra gli uccellini bravi. Vale, chiarissimi, Koulibaly con Yusai ha più problemi, Yusai è uscito a voto più volte, KK scala per coprire e di seguito tutta la difesa scala, puntualmente cross sul secondo palo e spazio vuoto. Io faccio la standing ovation perché, ragazzi, lasciate un like per Mucedil un attimo, subito il like per Mucedil, perché poi Mucedil, hai cambiato pure nome, Forza Napoli, Mucedil, come ti chiamavi? Vedete come, cioè, quasi va oltre. Trovate un giornalista che fa questo tipo di osservazione, no, Yusai e Scarz, Mario Rui fa schifo. Questo tipo di osservazione ti fa capire, approfondisci e mi dai uno spunto e mi fai vedere bene pure le cose. Like per la community immediatamente. Quanto stiamo? Servono 700 like stasera. Ci sta come riflessione, Mucedi, ci può stare che Koulibaly tiene un occhio perché si fida di meno anche, e quindi i movimenti sono diversi perché comunque Yusai è un destro e quindi non sa se dargli il pallone sul destro, sul sinistro, non si fida. Ragazzi, dai. No, hai capito, Pepo? Hai capito che meraviglia? Che meraviglia, veramente. Ormai cambiare non serve proprio a niente, a meno che non viene già quello dell'anno prossimo. Questo se c'è il tracollo totale, 0 punti in 3 gare. Vedi, anche Andy, che di solito è abbastanza tranciante, riflette bene e dice: ma adesso a che serve? Io per questo vi voglio bene a 1-1. Veramente vi voglio troppo bene. 4 a Demme. Non continuo a leggere. DP non è per te. Non posso leggere perché
Perché io stavo per contattarlo, io voglio fargli l'intervista a Umberto, ma se faccio un'intervista a Umberto ci pigliamo a parola per tutto il tempo dell'intervista, e io non sono nessuno per mettermi al suo livello, io devo dargli del voi, devo dargli del lei e rispettare. Ma da 4 a Demme, allora vediamo 2 sport diversi, proprio, allora senza nemmeno più prendermela con la persona, con il giornalista, assolutamente. Allora, calma, si resetta tutto. Vediamo 2 sport diversi. Mi dispiace. Io dico una cosa, e l'ho detto già in passato, e non ho paura a ripeterlo perché glielo dico anche in faccia, se abbiamo l'opportunità di avere una discussione. Non lo so, chiedo a voi, stava da casa? La vedeva da casa o l'ha vista da studio? Chiedo a voi questa cosa qua, perché se sta via Skype è un conto, se stava in studio ne è un altro. Chiedo a voi, nel frattempo stanno arrivando i like, molto bene. No, vabbè, Napoli, non so proprio cosa dirti. Grande Polli, 680. Una visita con lì, e tu li conosci, Rita, tu ne conosci di buoni, facciamo qualche cosa. Stava in studio e allora nemmeno quello va bene, perché da casa io gli do l'attenuante che alle volte si può distrarre se la vede col figlio, alle volte vede delle cose per un altro, nemmeno l'attenuante. E allora in studio chi c'è? Non c'è qualcuno che gli può dire ma che hai visto? Vado in grossa difficoltà, domani faccio le mie pagelle e metto 10 a Demme, va bene? Non posso fare altro. Ma hai notato che Koulibaly ormai da 2 anni continua a lisciare il pallone e a fare falli sui contrasti? Ogni partita prende un giallo perché gli attaccanti lo saltano con un birillo. Nicolò, non è che sempre così, voglio dire, però è parecchio tempo che non è più quello granitico, hai capito, che fermava tutte le cose. Molto spesso se lo perde l'avversario, c'è da dirlo. Non è vero, ha dato 6. Allora se ha dato 6 non mi fate dire cose sbagliate, che poi ve le devo ritrattare, poi prendono gli stralci delle live, non prendono tutto il discorso completo con le scuse. Faccio le mie scuse ad Umberto Chiariello, se ha dato 6 ci può stare, per me da 7, ma lasciamo perdere. Allora va bene così. Non ti piglia collera, piglia tu stu like. E Tony non è generoso di like, Tony li dà solo se. Quindi grazie amico mio, me lo prendo volentieri. Gattuso out, voto basso a Demme, non so leggere ma intuisco, non lo so. Se Chiarello del Corriere del coraggio di dire che non c'era rigore su Politano, lasciamo perdere Massimo, lasciamo perdere. Lì sono proprio le cose a dire guardate come sono sportivi. Dai ragazzi, arriviamo a 700, fatelo per Angela ragazzi, che sono stanchissimo. Osimhen segna 2 gol contro il Milan e non ne subiamo. Wow, mostra! Ragazzi, se non arriviamo a 700 così, con questa richiesta, con questo auspicio di Angela Torre, che è la nostra mascotta assoluta, subito 700. Sono sicuro che ce li avete in tasca. Comunque teniamolo sempre buono oculista così. 11 like, dai, siete pronti per arrivarci. Per Bergonzi non era da annullare il gol a Bologna perché Ospina calcia su Palacio, ma la volete finire? E l'ha detto pure in telecronaca quei due, sia Compagnoni che Adani. Allora ci inventi gli ex arbitri che non sanno il regolamento. Ma allora stasera mi volete far perdere il senno. Mamma mia. Dai. Ho appena visto il gol di Osi, ha segnato come Cassano contro l'Inter, e ci fu, ti ricordi quanto si parlò di quel gol, il predestinato, il gol, che giustamente a 18 anni, un gol straordinario. Vediamo se ne parlano a questi livelli. Dopo 10 anni ho smesso di seguire, non facciamolo diventare però ragazzi, grazie, ti ringrazio, però non facciamolo diventare noi contro di loro perché perdo io. Fuma, no, bevi, fuma. Non gli ha dato 4, ha detto che tatticamente è scarso, non capisce nulla e va in difficoltà. Va bene.
Va bene. Migliore in campo per me, Demme. No, il migliore in campo se la giocano Insigne, bene per me anche Di Lorenzo, che ha spinto molto nel primo tempo, e Rachmani, voglio citare Rachmani, che mi è sembrato molto molto efficace. Giornalista, Marek, un messaggio ai tifosi del Napoli. Marek, sì, forza Napoli sempre, al suo arrivo nella nuova squadra. Ma che scherzi, dai! Marek al Göteborg ha detto forza Napoli sempre. Ah, vabbè, un messaggio ai tifosi del Napoli ci sta. Vabbè, ma Marek comunque è cuore Napoli per sempre. I problemi di Gulano non sono muscolari, domani fisiche a Villa Stuart per accertamenti. Sì, non sono muscolari, c'è distorsione al ginocchio. Mettiti il reggisenno, perdo il senno, quindi mi metto il reggisenno così qua, così. Ma che qua? È un coso di avete capito che cos'era? Sono i pezzettini di tacchino che quando io faccio così poi mi finiscono qua e sembra che ho i cosi di forfora enormi. No, non va bene. 8 marzo 2022 per tutte le amiche belline della community, perché giustamente in Italia, ragazzi, è mezzanotte, giusto? Ci troviamo che è mezzanotte, e allora finiamo proprio così, con un abbraccio straordinario, casto, sempre casto, perché le amiche belline sono bellissime ma possono anche essere fidanzate, quindi noi rispettiamo le amiche belline fidanzate, le amiche bellissime fidanzate, quelle che invece hanno il cuore innamorato e quindi comunque non pensano. Bisogna rispettare le donne fino alla fine. Un like per le donne like per le donne, veramente. Lasciamo perdere, i like che sono arrivati sono ben pagati, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo, sono stanco, mi dispiace chiuderla qua, però questo è quello che si paga quando vuoi farla live, anche la telecronaca, perché io non stacco un attimo, il messaggio è la voglia è tenere alto il ritmo. Quando tu ti guardi questa live dopo non ti senti comunque ma che palle, chi sta pigliando in pausa, non parla. No, io parlo per 3 ore e mezzo, 4 ore se è necessario, non mi fermo mai, però devo andare a mangiare qualche cosa perché veramente va a finire che svengo, e quindi il video di domani non esce, il video di domani alle 9, tutti puntuali, iscrivetevi al canale, se non vi perché ogni tanto, dato che siamo tanti, YouTube non manda le notifichette, quindi canale Telegram, non vi perdete neanche uno dei video, e sapete quando io vado live dalle altre parti, perché molto spesso capita, vado ospite, vado live dalle altre parti, faccio questo, faccio quell'altro, tutte le cose che dovete seguire lo potete sapere solamente se state iscritti al canale Telegram. Sul canale Telegram ci sono 400 persone, voi siete quasi 7000, non mi trovo, quindi iscrivetevi copiosi al canale Telegram, così non vi perdete niente e io mi sento a posto con la coscienza. 8 marzo, festa della donna, però ricordiamoci che le mimose è quella cosa, cioè, andiamo un pochino più nel profondo anche per quanto riguarda la festa della donna. Non è la festa che usciamo in piazza, andiamo a maschi, le singole così. No, la festa della donna avrebbe un pochino più di profondità, la storia della festa della donna. I più giovani se la vadano a leggere su Wikipedia, tanto comunque non si può uscire, non si può fare niente di tutto questo, quindi non si può fare. Vi voglio bene. Pellecchia ha perso gli occhiali, lo so, dobbiamo infatti ripristinare questa cosa qua, perché giustamente così. Vi voglio tanto bene, un abbraccio a tutti, un abbraccio a te, un abbraccio a Ciuchi, speriamo che Ciuchi ritorna presto perché ci serve tantissimo. Un augurio a tutte le donne. Il movimento di Rachmani che manda in fuorigioco Palacio, sì, l'ho notato, amico mio. Dragon da Massa Lubrenza, l'abbiamo notato in live, assolutamente. Serata piacevolissima al di là della vittoria del Napoli, grazie amico mio. Donne, è arrivato l'Arrotino. Gianni Costa, ti seguo da poco e ti ho già inquadrato. Abbini passione Napoli a un'ottima obiettiva lettura del calcio e anche fuori dal campo con dinamiche di questo sport per persone come noi. Un like da Valencia. E con questo, ragazzi, io ringrazio Gianni, ringrazio tutti voi che mi state imparando a conoscere nel profondo, al di là della passione che ci accomuna, che è il calcio, che è il Napoli. State imparando a conoscere anche me
come persona, come figlio d'arte, Peppe Celentano. Sono molto molto contento. Odio il Covid-19, odio la pandemia, però devo ammettere che in questa cosa, insomma, tremenda, almeno c'è una cosa buona, che è questo canale che ho potuto approfondire e farlo con più continuità. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi voglio un sacco di bene. Non scherzo proprio, è vero.